Telespettatori di Antena 3, buona giornata e ben ritrovati con una nuova edizione dei nostri telegiornali. Iniziamo prima quest'oggi perché a partire dalle 12 ci sarà un nuovo punto stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e quindi lo seguiremo in diretta con i nostri inviati a Palazzo Balbi, questa volta non alla sede della Protezione Civile di Marghera, perché proprio lì appunto si terrà il punto stampa al termine della seduta della giunta regionale, quindi vedremo quali saranno le novità che il governatore annuncerà quest'oggi in questo punto stampa, diciamo, straordinario che si terrà in centro storico a Venezia. Ma sono molte anche le notizie di cronaca in questa giornata che si è aperta con le centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco impegnati un po' in tutta la regione a causa dell'ondata di maltempo ampiamente prevista che ieri sera ha sferzato l'intera regione, da Verona a Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, danni per piante cadute, quindi danni provocati soprattutto dal vento si segnalano un po' dappertutto. Ma per fare il punto della situazione nella nostra regione abbiamo in collegamento telefonico la collega Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Buongiorno Marta, eccoci. Allora, hai detto bene, sono circa 1 migliaio le chiamate che sono arrivate nella serata di ieri ai vigili del fuoco in tutto il Veneto per i danni causati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta non tanto nel Bellunese e nel Trevigiano come era nelle previsioni in realtà diramate anche dal centro di protezione civile che aveva diffuso uno stato di attenzione, ma come dicevi bene, diciamo è stata una perturbazione che ha sferzato il Veneto da ovest verso est, quindi prima la zona del Veronese con violente raffiche di vento che hanno interessato sia la città, nella zona in particolare della stazione e poi dell'ospedale, che anche la zona del Garda, dove tra l'altro è stato necessario soccorrere chi era a bordo di imbarcazioni, ancora a quell'ora in particolare una famiglia straniera, e poi c'è stata addirittura una caduta masti sulla statale 12 dell'Abetone del Brennero e una serie di alberi abbattuti dal vento che ha provocato nel Veronese anche 2 incidenti seri a motociclisti che purtroppo correndo si sono trovati le piante diciamo sulla carreggiata, quindi degli ostacoli improvvisi che hanno provocato naturalmente delle cadute. E poi ci sono le province di Venezia, di Padova, di Treviso particolarmente colpite, diciamo nel veneziano anche qui 140 circa gli interventi da parte dei vigili del fuoco. Poi naturalmente dobbiamo ricordare che ci sono anche le squadre delle protezioni civili delle varie province che sono uscite ieri in serata per dar manforte ai vigili del fuoco, sempre coordinandosi per rimuovere alberi abbattuti eccetera. I vigili del fuoco è aspettato principalmente mettere in sicurezza quelle piante che si sono abbattute sui fili magari dell'energia elettrica, e anche in questo caso ci sono stati parecchi pali anche dell'Enel abbattuti. Questo ha fatto sì che si siano verificati anche diversi blackout, in particolare oggi si riportano quelli durati molto a lungo sul litorale, che hanno creato naturalmente intuibili disagi. Nel veneziano diciamo che Musile, Venezia, Martellago, Dolo, Mira, Eraclea e San Donà sono stati i punti più colpiti. Consideriamo che ci sono ancora in coda un centinaio di interventi, una sessantina quelli ancora in coda nel Trevigiano, dove sono stati già 130 da parte dei vigili del fuoco gli interventi conclusi. Anche qui tutto quello che il vento ha potuto portare via, tirar giù alberi, lamiere pericolanti, pali di Elen e Telecom in particolare. Anche qui si sono verificati parecchi blackout. Diciamo che il capoluogo è stato colpito con foto anche che hanno fatto il giro del web, le abbiamo viste, alberi caduti addirittura davanti alla stazione, quindi piante che sono cadute a terra anche in centro città.
e poi tutta la zona verso la Castellana, quindi Paese, Vedelago, Morgano, verso Castelfranco, hanno subito dei danni purtroppo importanti, sempre principalmente le alberature, ma naturalmente cadendo le alberature possono provocare dei danni ingenti. Allora c'è un albero in particolare caduto nel giardino di una scuola al paese che ha colpito anche il cornicione dell'edificio, e poi ci sarà senza dubbio da fare un censimento di quelli che sono stati i danni all'agricoltura. In particolare, ecco, ci vengono segnalati danni agli impianti dei frutteti, dove il vento naturalmente che ha soffiato ieri con raffiche che non è davvero abitudine vedere e sentire, perché sono state molto molto forti, fino a 100 km all'ora. Ecco, hanno creato disagi in agricoltura da questo punto di vista. Questo, diciamo, per il momento, Marta, un po' il quadro generale della situazione. Sono molti gli interventi dei vigili del fuoco ancora in corso, un po' dappertutto. Per fortuna si sta tornando alla normalità, la viabilità è stata comunque generalmente ripristinata ieri in serata, però adesso ci sarà una conta necessaria dei danni minori rispetto ad altri episodi che abbiamo visto. Non ci sono stati allagamenti, tutto sommato ha piovuto in maniera contenuta, è stato il vento quello che ha creato i principali problemi. Poi ci sarà da sentire magari anche se il Presidente Zaia su questo fronte, magari a chi è stato colpito nelle attività economiche, come per esempio potrebbero essere gli agricoltori. Sicuramente di questo avremo modo anche di parlare, oltre naturalmente poi sentendo quello che dirà il Presidente della Regione Luca Zaia, che appunto, lo ricordiamo ancora, sarà in diretta quest'oggi in via straordinaria a partire dalle 12 da Palazzo Balbi, e naturalmente noi seguiremo in diretta il punto stampa. Avremo modo di parlarne anche nel corso di questa edizione con Coldiretti del Veneto, perché sappiamo insomma come l'agricoltura stia particolarmente subendo quelli che sono gli effetti di queste ondate di maltempo, che ormai non possiamo nemmeno più chiamare straordinarie, dato che a causa dei mutamenti climatici stanno diventando davvero ormai l'ordinarietà. Prima abbiamo avuto le forti grandinate, le temperature anomale in primavera, dicevamo appunto le grandinate nel mese di luglio, poi questa ondata di caldo eccezionale, ora nuovamente il maltempo. Quindi insomma dovremo cominciare sempre più ad abituarci a queste ondate di eventi diciamo che per le nostre zone sicuramente non erano così usuali un tempo. Grazie Lina per questo aggiornamento per quanto riguarda appunto l'ondata di maltempo sulla nostra regione, e naturalmente poi continueremo ad aggiornarvi su quanto accaduto in Veneto nel corso di questa edizione e poi delle edizioni serali dei nostri telegiornali. Le nostre truppe naturalmente sono al lavoro sul campo proprio per documentare quelli che sono stati gli effetti di questa tempesta appunto che ieri sera ha attraversato la nostra regione. Unica nota positiva di tutto ciò, la fine dell'ondata di calore, visto che appunto il forte vento e i temporali hanno portato, come del resto era previsto, ad un notevole abbassamento delle temperature che erano state davvero molto elevate nei giorni scorsi. E c'è anche un'altra notizia di cronaca di queste ultime ore, ed è quella purtroppo dell'ennesimo incidente stradale che si è verificato sulle strade della nostra regione. È accaduto in provincia di Rovigo, dove a perdere la vita è stato un motociclista. L'uomo 24enne Nico Duò di Ariano Polesine era in sella alla sua moto e ha perso il controllo del mezzo dopo essere stato colpito sul casco da una civetta, quindi perso il controllo del mezzo, scivolato, è caduto a terra e
purtroppo per lui non c'è più stato nulla da fare. Era alla guida di una Ducati quando appunto ieri sera intorno alle 20:30 è stato colpito da questo uccello proprio sul casco. Naturalmente subito soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Rovigo, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Abbiamo anche un'altra notizia di cronaca, una drammatica notizia di cronaca che ci arriva da Marano Vicentino. Ieri nel corso dei nostri telegiornali vi abbiamo raccontato quanto accaduto, questa lite tra vicini di casa in una zona di campagna sfociata appunto nel sangue, con l'omicidio di un uomo ucciso a coltellate. Bene, le ultime notizie sono che il presunto omicida del 67enne Mario Walter Testolin si è tolto la vita in carcere a Vicenza. Per i dettagli su questa notizia dovremmo avere in collegamento telefonico, fatemi sapere dalla regia se il collegamento è pronto, il collega Daniele Garbin. Sì, ecco. Si è tolto la vita stanotte nel carcere di Vicenza Gelindo Grisotto, il muratore di 53 anni imputato per l'omicidio del vicino di casa Mario Walter Testolin, 67 anni. Testolin era stato ucciso ieri a Marano Vicentino in via Molinetta con 2 colpi di fucile. Era stato condotto nel carcere di Vicenza Gelindo Renato Grisotto, è un nome noto sia all'amministrazione comunale di Marano, che aveva seguito la delicata situazione familiare attraverso i servizi sociali, sia alle forze dell'ordine che sequestrarono un fucile intestato al padre Giorgio a seguito di una segnalazione. Per questo motivo, per commettere il delitto, il muratore avrebbe utilizzato un'arma tipo fucile da lui costruita artigianalmente circa un anno fa, che è stata rinvenuta nei pressi del luogo dell'omicidio e sottoposta a sequestro. In serata presso la compagnia Comando Carabinieri tiene al termine dell'interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero della Procura di Vicenza, l'uomo era stato sottoposto a fermo indiziato di delitto e condotto al carcere di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questa mattina, dopo la scoperta del corpo senza vita dell'artigiano, nella casa circondariale sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza. Ecco, abbiamo anche un'altra notizia che ci arriva da Treviso, un'ultima ora di questa mattina, che è relativa a uno zainetto sospetto che è stato rinvenuto questa mattina nella sede dei servizi sociali del comune in via Cadore a Treviso. Uno zainetto sospetto dal quale fuoriuscivano alcuni fili elettrici. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, la polizia scientifica. Lo zainetto è stato aperto ed esaminato il contenuto. Dentro c'era una batteria, un coltello, dei fogli di giornale. Naturalmente vi faremo sapere poi nel corso delle prossime edizioni come è andata a finire questa storia. Dovremo intanto essere in grado di collegarci con i nostri inviati Luisa Bertini e Simone Merlo. Mi dicono non ancora dalla regia, ma credo sia necessario aprire lo zaino perché so che sono già in collegamento con la nostra sede di Bassano, per cui fatemi sapere non appena sono collegati appunto Simone Merlo e Luisa Bertini, che così andiamo a Palazzo Balbi dove appunto tra pochi minuti dovrebbe cominciare la conferenza stampa del Presidente della Regione Zaia. Ecco, vedo Luisa. Buongiorno Luisa. No, ancora non sono collegati. Allora, in attesa che sia pronto il collegamento con Palazzo Balbi, c'è anche un'altra notizia della quale poi torneremo a parlare nel corso dei nostri telegiornali, una notizia che sta facendo diciamo sollevare anche numerose polemiche relativa a un farmacista di Montegrotto Terme che ha chiesto 4 euro ad un cliente per stampare il Green Pass, un servizio invece che dovrebbe essere gratuito, e la dottoressa è stata ufficialmente richiamata anche dall'ordine dei farmacisti e ha dovuto spiegarsi
proprio perché l'aveva fatto. Per quanto riguarda, ecco, vedo che è arrivato anche il governatore Zaia, quindi a questo punto darei la linea a Venezia. Grazie. Tanto ne approfitto per invitare l'assessore Lanzarin e l'assessore Calzavara qui con me, perché poi sono artefici di due comunicazioni importanti. Se volete prendere posto, prego. A posto, mezzogiorno, no? Quindi grazie e buongiorno a tutti. Grazie per essere qui. Come vedete, la Regione non va in ferie neanche a Ferragosto o nei giorni successivi a Ferragosto. No, mi piace ricordare oggi che intanto vi abbiamo chiesto la cortesia di essere presenti, ma penso a ragion veduta, perché abbiamo due importanti comunicazioni. Da un lato un lavoro poderoso fatto ovviamente con il bilancio dell'assessore Calzavara, ringrazio per suo tramite anche il dottor Masullo e tutta la squadra del bilancio, perché oggi la Giunta regionale ha approvato il bilancio. 16 miliardi, oltre 16 miliardi di bilancio, fra l'altro con una tempistica assolutamente super, diciamo, efficiente, visto e considerato che penso che siamo in assoluto i primi in Italia ad approvare il bilancio e saremmo anche i primi a portarlo in Consiglio regionale, e quindi si auspica che l'approvazione avvenga considerando tutte le tempistiche alla volta di fine ottobre, primi di novembre. Detto questo, a me interessa, prima di passare la parola dopo all'assessore Calzavara, dirvi solo un paio di robe su questo bilancio. Bilancio, insomma, che fa uscire la Regione, se si può usare questo termine uscire, diciamo, fa transitare la Regione per questa crisi, questo incubo che è il Covid, che lascia sul terreno, adesso stiamo facendo i conti, più di €1 miliardo di spese. E siamo ancora l'unica regione in Italia dove non si pagano tasse regionali, ovvero noi annualmente non preleviamo dalle tasche dei veneti, in maniera virtuale vi faccio questo conto, cioè il nostro potenziale di prelevamento è di circa 1.179 milioni di tasse all'anno. Moltiplicate 1.179 per gli 11 anni di amministrazione, vedete quello che comunque non si è prelevato, che sono più di 12 miliardi di euro. Quindi se qualcuno ti chiede ma cosa ha fatto la Regione per l'economia, ha lasciato 12 miliardi al sistema economico delle famiglie, delle imprese e sociale. È un bilancio, come vedrete, che comunque si chiude confermando un sacco di iniziative, poi l'assessore ve lo dirà. Vi ricordo solo che questo è il bilancio delle Olimpiadi, il bilancio della Pedemontana ed è il bilancio anche di un'altra storia. Passo all'assessore Lanzarin. Oggi, altra grossa e importante delibera, tenetevi fermi abbiamo varato il finanziamento dell'ospedale di Padova, quindi dei 260 milioni di euro che abbiamo, come si dice, in saccoccia, che avevamo accantonato, 290, grazie, prevediamo, per arrivare ai famosi quasi 600 milioni di euro, prevediamo l'altro finanziamento di 300 milioni. Lo prevediamo perché l'ospedale costerà quasi 600 milioni, sono 590 milioni, dei quali 108 milioni sono di sole attrezzature, il resto sono opere. Io vi dico solo una roba, perché poi i veneti dicono parlano sempre dell'ospedale di Padova. Sì, noi parliamo dell'ospedale di Padova perché lo facciamo, lo dico anche a tutti quelli che pensavano che fossimo di perditempo, al punto tale che vi annuncio già l'inizio lavori a fine 2023. Questo è il nostro programma. Considerate che nel frattempo c'è una montagna e mezza di scartoffie, ci vorrà un altro ospedale per queste scartoffie. Sono 200.000 metri quadri di ospedale, peraltro, 963 posti letto, ma a me interessa dirvi che se facessimo veloci, e approfitto per fare questo appello al governo, stiamo parlando di PNRR. Ecco, se facessimo veloci, istituissimo una modalità fra virgolette commissariale, che non vuol dire non rispettare le leggi. Vi ricordo che noi siamo quelli che hanno scritto subito all'ANAC per l'ospedale di Padova, in maniera tale che la collaborazione con l'autorità nazionale anticorruzione sia fattiva, ma non l'abbiamo scritto ieri, l'ha scritto qualche anno fa a firma mia questa lettera. Quindi l'ospedale di Padova è una realtà, lo è sempre di più, peraltro
grazie ad Advisor, poi vi spiegherà bene l'assessore Lanzarin. Voi sapete che abbiamo coinvolto l'Università di Padova, perché questa è una regione nella quale ormai se citi Project Financing ti viene l'orticaria e tutti sapevano come bisognava finanziare l'ospedale. L'Università di Padova e il gruppo dei nostri esperti hanno definito che si va con appalto classico, quindi vi annuncio che la partita INAIL per noi è definitivamente abbandonata, ma non perché ce l'abbiamo con l'INAIL, li ringraziamo, ma l'opzione INAIL era: ti faccio l'ospedale, resta mio, cioè dell'INAIL, e voi pagate la locazione. Invece la soluzione scelta dal gruppo di lavoro è: mi faccio l'ospedale, me lo pago e resta mio. Tutto qua. Ci sarà ovviamente BEI di mezzo, la Banca Europea degli Investimenti. Insomma, noi nell'anno di Covid, nei 18 mesi di Covid abbiamo lavorato, quindi ringrazio anche qui tutto il settore della sanità e tutti coloro che hanno lavorato, perché anche questo è un progetto che arriva oggi perché si è lavorato durante il Covid. E non aggiungo altro, per noi è una bella giornata, cioè il bilancio da un lato, la sanità dall'altro, direi che va a completare anche questa settimana ferragostana, ma prima di fine settimana avremo altre novità. Vi dico per chiudere, perché poi è una consuetudine, i dati del bollettino. Noi abbiamo 244 ricoverati, che sono esattamente 23 in più rispetto a ieri, che non è una passeggiata, dei quali 206 sono in area non critica e 38 in area di terapia intensiva, siamo a più 3 in terapia intensiva. Totale di positivi sono 422 su 42.626 tamponi. Noi siamo ancora la prima regione d'Italia per tamponi. Incidenza dei 422 sui 42.626 tamponi 0,99, cioè quasi l'1%, lo si vede anche a occhio. E stiamo ancora ricoverando almeno il 75% di persone che non sono vaccinate. Allora qualcuno mi dice: ma perché dici sempre queste robe? Perché se funziona così, la matematica non è un'opinione, dovrei prendere i numeri e ridurli del 75% o no? A casa mia funziona così, cioè vuol dire che se ho 244 ricoverati e vuoto per pieno, almeno al 70% non sono vaccinati, vuol dire che i 2,44, 7,14 e il resto mancia, vuol dire che almeno 160 persone potevano non essere in ospedale se si vaccinavano, in linea teorica. Io continuo a dire che siamo aperti con tutti i centri vaccinali, oggi abbiamo fatto 19.714 vaccini ieri nelle ultime 24 ore. Ricordo a tutti che la fascia di età dai 12 ai 25 anni e quella degli over 60, chi ha più di 60 anni, possono fare l'accesso diretto senza prenotazione. C'è uno adesso che mi sente parlare e ha deciso di vaccinarsi, un ragazzo che dai 12 ai 25 anni o un signore o una signora sopra i 60 anni può tranquillamente prendere, finisce di seguire la conferenza stampa, prende un'auto, si fa portare, va a vaccinarsi, non serve che chieda nulla a nessuno. Penso che più di così noi non possiamo fare, la vaccinazione è volontaria, uno in scienza e coscienza decide se farsela o no, si sappia che da un lato la vaccinazione è una tutela personale, lo vediamo nei ricoveri, dall'altro però anche una tutela, è un lavoro di comunità. Piaccia o non piaccia, a me non è che piace farmi il vaccino, però devo prendere atto che il vaccino sta funzionando in questa fase. Ultimo appello che faccio, e siamo fortemente preoccupati di questo, lo faccio alle autorità sanitarie a livello nazionale, la vicenda israeliana è lungimirante per molti aspetti. Vabbè, da un lato è vero che loro hanno eliminato tutti i dispositivi di protezione in primavera, diciamo celebrando la festa della liberazione, insomma tutti noi abbiamo detto Israele ha vaccinato molto prima di tutto il mondo e quindi è libera. Non aver usato dispositivi di protezione li ha riportati un po' nel baratro. Dall'altro però in Israele in questo momento si decide di vaccinare tutti gli over 60 con la terza dose. Io non ho preparazione scientifica per dire se è necessario o no, ma non mi vorrei ritrovare con le case di riposo, con tutti gli over 60,
a ottobre-novembre e che qualcuno mi venga a dire che è finita la scorta di anticorpi. Allora si faccia qualcosa, noi ci stiamo muovendo cercando di capire se possiamo fare un prelievo del sangue, se è indicativo, se può essere sufficiente per capire se uno ha gli anticorpi o no. Anche qui gli esperti dicono sì, li trovi, ma non sai qual è il livello dell'asticella per dire è salvo oppure no. Poi c'è l'immunità cellulare che non riusciamo a misurare. Però detto questo, la riflessione del fare questo Paese è sugli over 60 quantomeno rispetto alla terza dose, oltre a parlare degli operatori, perché penso agli operatori sanitari che si sono vaccinati il 27 dicembre 2020, sono operatori sanitari che oggi hanno ormai 9 mesi di vaccino, e quindi 9 mesi bastano gli anticorpi per affrontare una nuova invernata, non lo so, però siamo preoccupati di questo, quindi se qualcuno sta lavorando su questo batta un colpo. Non è la promozione della terza dose, è la promozione di una tutela rispetto ai nostri anziani. Passo la parola all'assessore Cazzavara per il bilancio, vi dà i dati, vi dice tutto, e poi l'assessore Lanzarin per quanto riguarda l'ospedale di Padova. Grazie, buongiorno a tutti, mi associo anch'io ai ringraziamenti alla struttura del bilancio, ma un po' a tutti gli assessorati che nel corso di questi 15 giorni di agosto hanno lavorato per produrre numeri, per produrre proiezioni di quello che sarà il bilancio 2022-2024, un bilancio che è coerente rispetto alla programmazione degli ultimi 11 anni e che è coerente rispetto ad alcuni temi che abbiamo sviluppato nel corso dell'ultima legislatura, la 10ª, in particolar modo la strategia sullo sviluppo sostenibile, il programma di governo 2025, che è il programma del Presidente Zaia con il quale si è presentato alle elezioni, e naturalmente stiamo cercando di capire poi come questo bilancio dovrà relazionarsi col Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, di cui non abbiamo al momento ancora notizie certe sul rapporto che ci sarà tra la Regione del Veneto e il governo centrale. È un bilancio che si conferma capace di coprire tutte quelle che sono state le spese ordinarie che nel corso degli anni ormai si sono stratificate e sono diventati abituali, come i 31 milioni per la scuola paritaria, i 29 milioni per la formazione, ma anche la capacità di andare a coprire alcune nuove esigenze che si sono appalesate nel corso della costruzione di questo bilancio. Penso ad esempio alla nuova programmazione europea, che necessita di un maggior coinvolgimento da parte della Regione del Veneto, che metterà ulteriori 10 milioni, quindi si va dai 65 milioni che avevamo nel corso del precedente bilancio a 75 milioni. Ci sono naturalmente all'interno altre novità, ad esempio la copertura per le obbligazioni per le Olimpiadi, che è un momento importante che ci vedrà da qui al 2026 creare le migliori condizioni perché questo evento possa essere una grande vetrina per il Veneto. Andiamo a finanziare ulteriormente anche l'adeguamento contrattuale di una regione come il Veneto, che con i suoi dipendenti ha la necessità nel corso degli anni di vedere tutti quelli che sono i costi del personale sufficientemente capaci di adeguarsi dal punto di vista degli aumenti che inevitabilmente ci sono. Quindi spese che vedono una rimodulazione all'interno del bilancio, ma che poi hanno la capacità da questo punto di vista di trovare una copertura, mantenendo quella che è una grande caratteristica di questo bilancio, che vede la Regione del Veneto per 12 anni consecutivi essere una regione tax free. Quindi questo che ci permette di essere orgogliosi, di mantenere capacità di dare risposte ai nostri cittadini senza mettere le mani in tasca da 12 anni a questa parte. Ha anche la capacità da questo punto di vista, rimodulando alcuni fondi nazionali, di dare 23 milioni per 2 anni, 22 e 23 per la viabilità e 10 milioni per le bonifiche, quindi ulteriori elementi di sensibilità verso l'ambiente che ci permetteranno da questo punto di vista di continuare quel percorso virtuoso che l'assessore Bottacini si sta adoperando da qualche anno. Quindi bilancio importante che parte, come diceva il Presidente, dai 16 milioni complessivi, dai quali bisogna detrarre i 16 miliardi complessivi, dai quali bisogna detrarre i 9 miliardi e 4 che sono di competenza, i 9 miliardi e 7 che sono di competenza della Regione, dell'area della sanità,
rimangono di competenza per le spese regionali circa 1,3 miliardi e su questo credo che riusciremo anche con un confronto con il Consiglio regionale che ci vedrà a partire dalla metà di settembre iniziare un percorso, e da questo punto di vista vorrei anche rassicurare il Consiglio regionale. La volta scorsa abbiamo corso un po' perché c'era la necessità, visto che eravamo arrivati un po' lunghi dopo le elezioni, di accorciare i tempi della discussione, ma credo che dal 20 settembre, nel quale andremo a presentare il bilancio del Consiglio regionale, ai tempi che diceva il Presidente, che probabilmente saranno proprio quelli dell'inizio della decade di novembre, ci sarà il tempo per discutere anche con loro di quelle che potrebbero essere delle iniziative che sono in capo al Consiglio regionale stesso. Questo ci permetterà ancora una volta di essere una regione estremamente performante dal punto di vista dei tempi. Vi ricordo che siamo stati i primi a approvare il rendiconto, i primi ad approvare la parifica, i primi ad approvare l'assestamento, e molto probabilmente saremo ancora una volta i primi ad approvare un bilancio di previsione che forza ha quello di permettere al 1° gennaio del 2022 di avere la piena copertura di tutti i capitoli di spesa e quindi dare massima attuazione al programma di governo. E naturalmente questo è un buon risultato che permette poi di dare quelle performance a tutto il territorio del Veneto, e forse non è un caso se la Regione del Veneto ha nelle previsioni di crescita del PIL sia per il secondo semestre 2021 ma soprattutto per tutto il 2022 una delle regioni più performanti, proprio per questa capacità anche di avere una regione capace di erogare immediatamente le risorse. Grazie. Grazie Francesco. Manu? Allora, come diceva il Presidente, abbiamo approvato una delibera importante, credo anche abbiamo approvato una delibera importante e anche storica, nel senso che andiamo a recepire lo studio di prefattibilità per quanto riguarda la realizzazione del nuovo ospedale di Padova Est San Lazzaro e anche la tipologia di pagamento con cui questo ospedale verrà finanziato. Voi sapete c'è stata tutta una serie di procedure dalla firma dei primi accordi dal 2017 in poi fino agli ultimi mesi del 2021 che hanno previsto appunto che sia depositato lo studio di prefattibilità, che individua quanto viene a costare questo ospedale. Come diceva il Presidente, è un ospedale di 963 posti più 50 posti extra regione, il costo complessivo è di 590 milioni. Risorse finanziarie a disposizione dell'ente, quindi che abbiamo trovato e che riusciamo a mettere a disposizione, sono 290 milioni. Per la quota rimanente, ossia i 300 milioni, andremo appunto con la modalità dell'appalto e quindi con l'indebitamento. Siamo arrivati a questa modalità con diversi passaggi che hanno visto appunto l'individuazione tramite l'Università di Padova, i professori appunto che hanno redatto una relazione economico-finanziaria, che hanno analizzato le 3 tipologie di finanziamento che potevano essere possibili. L'INAIL, come diceva il Presidente, che era la tipologia che avevamo finora sempre parlato, la tipologia appunto dell'appalto con finanziamento proprio oppure con indebitamento, e quella del partenariato. I professori dell'Università di Padova hanno alla fine ritenuto più conveniente la modalità dell'appalto con autofinanziamento o indebitamento, e da qui quindi recepiamo oggi quell'avvio appunto di questa procedura. Nel frattempo voi sapete che si sono aperte la procedura per quanto riguarda la progettazione fatta dall'azienda ospedaliera di Padova. Sono arrivate 8 gruppi, hanno partecipato per quanto riguarda la progettazione. Le analisi sono al vaglio dell'ANAC, come diceva il Presidente, perché abbiamo previsto i passaggi in massima trasparenza di quanto riguarda tutta l'opera. Per quanto riguarda appunto l'inizio appunto del finanziamento, prevediamo di iniziare con la chiusura delle progettazioni varie fine 2023, inizio 2024. Sì, c'è la gara che faremo per... Chiaramente, allora, fatti i passaggi con la delibera di oggi, con l'approvazione del bilancio, poi attueremo le varie procedure che sono quelle appunto della gara, anche per recepire quella sarà la migliore offerta, le migliori condizioni per quanto riguarda questo finanziamento di 300 milioni.
potete scrivere con certezza che facciamo fine 2023. Inizio 2024. Sì, lì tireremo per farlo per fine anno questo inizio lavori. È in realtà l'ospedale perché non si torna più indietro. Se avete domande, prego, dite anche a chi le volete fare. Angela di Deriva Gazzettino, Presidente, buongiorno. Tanto a lei. Siccome non è la prima volta che parla dell'auspicio che ci sia una gestione commissariale nella procedura dell'ospedale di Padova, volevo chiederle, al di là che sia appunto un augurio da parte sua, c'è un'interlocuzione in corso? Che basi normative ci sono per poterla richiedere a fronte del fatto che non siamo in un'emergenza? Ma le basi normative sono quelle del fatto che l'emergenza è totale. È vero che non siamo in un'ottica di emergenza di protezione civile, però è pur vero che questo Paese davanti a un'emergenza sanitaria ha capito che quando ti arriva l'emergenza sanitaria deve avere una sanità di livello. Penso che l'emergenza sia assolutamente quella di mettere in sicurezza la salute dei nostri cittadini. Il governo si mette la mano nel cuore, noi siamo in grado di garantire a leggi invariate, senza alcun commissariamento, ovviamente toccando ferro perché poi i tribunali, se ci sono ricorsi non sappiamo come va a finire, di poter verosimilmente iniziare i lavori nel 2023. Considerate che noi abbiamo ereditato uno scatolone con un po' di carte, cioè non abbiamo ereditato niente, non è, perché sembrava che non fossimo arrivati e c'era già pronto l'ospedale, non c'era niente. E quindi alla luce di questo, se ci fosse una visione di incarico commissariale, cioè non necessariamente il Presidente della Regione, è una figura diciamo di indiscussa moralità e rettitudine, e magari anche che abbia alta preparazione giuridica, non sarebbe male. Potrebbe essere addirittura che lo affidassimo alla stazione appaltante, penso che direttamente l'azienda ospedaliera potrebbe farlo e poi si avvarrà di un professionista, ma insomma non è il problema, non è chi, ma è come. Noi possiamo tranquillamente, per darvi una dimensione, gli 8 anni che poi diventeranno 10 per avere le chiavi in mano col primo paziente dentro, penso che verosimilmente li possiamo quantomeno dimezzare. Guardate, andate a vedere i cantieri di Vaia. Vaia abbiamo investito in 3 annualità 1 miliardo di euro. Escavazione del lago di Alleghe, il Serraglio di Sottoguda, fra l'altro adesso fermo il cantiere ma riprenderà, l'Esbosco, il portar via 100.000 ettari di tronchi, cioè tutto quello che è accaduto, le piste ciclabili, i sentieri di montagna, insomma, 1 miliardo di euro in 3 anni, ma con una gestione commissariale e ovviamente con tutti i controlli del caso. Cioè, continuo a dire che questo non può essere un paese che si suicida pensando che dietro ad ogni carriola di Malta ci sia un ladro. Non ne veniamo più fuori. Adesso saranno contenti tutti quelli che ce l'hanno col project financing, ma cioè, non è che è lo strumento che rende l'uomo ladro. Il ladro è ladro, appunto, gli puoi dare quello che vuoi, ruba anche in chiesa l'elemosina. Non è che il project financing serve per rubare e tutti gli altri strumenti no. Quindi adesso avremo un soggetto, diciamo, una modalità giuridica che non è il project financing, e vedremo di gestire anche questo. La nostra collaborazione con ANAC peraltro ci dà la tranquillità di tutta una serie di procedure che dovremo fare, non ultima quella delle infiltrazioni criminose, perché capite, con un appalto da 600 milioni di euro più qualche spicciolo, cioè, è inevitabile che tutto il mondo accenda i riflettori su Padova. Adesso noi siamo fiduciosi e andiamo avanti. Abbiamo fatto la Pedemontana Veneta, 2 miliardi 258 milioni di euro, affronteremo anche questo. Due chiarimenti veloci, se posso, i 2 assessori, completando con l'ospedale di Padova, assessore Lanzarin, lei parlava di 8 gruppi che stanno partecipando alla gara, mi pare di capire, per l'affidamento della progettazione. Si sa se sono italiani, stranieri, veneti? No, perché non sappiamo nulla, perché sono al vaglio, appunto, prima di iniziare con l'apertura delle offerte, sono al vaglio, appunto, dell'autorità che deve dare comunque un parere finale, quindi l'ANA, come diceva il Presidente. Ok. Mentre l'assessore Calzavara, volevo chiedere in materia di bilancio, la libera disponibilità degli assessori è stata sempre più sottile come consistenza negli anni, proprio perché il bilancio ha dovuto dare priorità ad altro. Quest'anno si verifica ancora questo fenomeno o hanno un po' di tesoretto? No, è rimasto quello del 2021. È rimasto quello del 2021, adesso c'è
periodo nel quale dobbiamo cercare di sistemare alcune cifre, però essenzialmente la cifra è rimasta lo stesso perché si è più lavorato sul tema delle entrate. Sempre sull'ospedale di Padova, Martina Zambon del Corriere del Veneto, volevo capire meglio che passaggi ci sono adesso che si è optato per l'appalto con fondi propri o indebitamento. Il Presidente parlava poco fa della BEI, immagino con l'indebitamento. Quali sono i passaggi tecnici per arrivare a individuare la somma che manca e che tempi potrebbero avere? Allora, i passaggi tecnici sono quelli appunto di indire una gara e cercare di portare a casa le migliori condizioni. Chiaramente prima noi avremo l'approvazione del bilancio, quindi andremo con l'approvazione del bilancio perché ci saranno degli articoli del collegato che prevedono appunto la copertura e quindi l'autorizzazione all'indebitamento per 300.000 euro. Sì, 300 milioni, scusate. C'è da spiegare una roba, resta pure qua, rispetto a BEI, non è BEI ha fatto, noi conosciamo le condizioni perché BEI è un'istituzione, noi comunque facciamo la gara, perché se c'è l'istituto, la banca di credito cooperativo evito di citarne una, o il gruppo delle banche di credito cooperativo, o una banca che dice mi voglio far meglio della BEI, perché i dati BEI li conoscono tutti, ben venga, cioè non è qui. Noi dobbiamo spendere il minimo possibile, se uno vuole anche regalarseli i soldi, meglio ancora, non lo escluderei. Quindi noi prevediamo di per inizio dell'anno prossimo, quindi a gennaio, bandire questa gara per poi poterla aggiudicare, insomma, alle migliori condizioni, come diceva il Presidente, per settembre circa. Ok ragazzi? No, finire ancora, sempre sull'ospedale, come ha chiesto la collega Federica, cioè la procedura commissariale, Presidente, mi pare abbia bisogno di un passaggio giuridico e politico deciso dal governo, perché ci sono arrivati, spostando un attimo l'orizzonte, sull'alta velocità dopo 30 anni finalmente hanno nominato un mese fa dei commissari con il compito di realizzare delle opere che appunto erano state progettate tenendo l'anno. Lei sta assicurando che l'ospedale di Padova, male che vale, in 10 anni ce l'abbiamo, però da quando è stato pensato il periodo è comunque lungo. Ma non c'ero io? No, nessuno. No, magari qualcuno pensa che è colpa mia. Cioè. No, vabbè, non è che voglio aprire discussioni sulla localizzazione dell'area, ma questo non mi interessa in questa fase. Voglio solo capire i passi, definiamoli così, proprio giuridici, che qualcuno deve fare, che è il Ministero della Salute che deve decidere questo. Ma guarda, io mi appello al Presidente Draghi e a Pino, anche perché questa è una partita talmente importante, non solo a livello nazionale ma internazionale. Il nuovo Policlinico Universitario di Padova, e non serve che io dica nulla su quello che rappresenta Padova con la sua medicina a livello mondiale, e per quello che riusciamo a fare a Padova è un biglietto da visita internazionale. Quindi capite che sono quelle operazioni che vanno oltre il confine della città, della provincia, del Veneto, dell'Italia, ma sono, fra l'altro voglio ricordarvi che dal 2015 in Europa è prevista la mobilità sanitaria, quindi qualsiasi cittadino europeo si va a curare in un altro paese europeo e il suo paese paga il conto. Quindi noi dobbiamo mettere in piedi anche una infrastruttura sanitaria, 53 posti hanno questa destinazione, che sia anche attrattiva. Cioè noi non possiamo permettersi di perdere veneti che vadano in giro per il mondo, in giro per l'Europa a curarsi, ma soprattutto dobbiamo essere attrattivi anche nei confronti degli stranieri. Insomma, l'ospedale di Padova non è solo sanità, diventa il totem di quello che è un paese che si fa rispettare a livello internazionale. Facciamolo velocemente, noi riusciamo a farlo, però dico non ha nessun senso avere una Ferrari del genere e non valorizzarla nei tempi che dovrebbero essere quelli più ragionevoli, no? Considerate che sarà un ospedale moderno, un ospedale dove ci sono le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, un ospedale dove i letti sono tutti ad alta specializzazione, cioè un ospedale che noi non abbiamo ancora visto, cioè non è che vi posso dire sarà come quell'ospedale che abbiamo già. Rispetto a quello che c'è oggi in Italia e in Europa è sicuramente un ospedale che sarà molto più innovativo.
Appunto, se è possibile entrare un po' più nel dettaglio dell'investimento, del 590 milioni, ci può dire qual è la parte... 108 di tecnologie. Sì, appunto, qual è la parte della tecnologia? 108 di tecnologie, per differenza ci sono 481 sono di infrastruttura, cioè di muri, insomma. Sono 193.000 metri quadri, io avevo detto 200.000 prima. 200.000 metri quadri, dai, faremo 7.000 metri quadri in più e fare il conto tondo. Ovviamente la viabilità non è compresa dentro questo... No, ma ci sta lavorando l'assessore, la vicepresidente De Berti, perché lì il tavolo è un tavolo anche lì molto complesso, dove c'è CAV, perché comunque CAV ha delle competenze rispetto a questo. C'è dentro il comune di Padova, perché c'è tutto il tema del tram e delle interconnessioni con la città. Vi ricordo che Padova, per il progetto che noi abbiamo sposato, ecco, questo dimentichiamo sempre di dirlo, prevede i 2 poli ospedalieri, il vecchio policlinico riqualificato, Parco delle Mura, demolizioni, quello che sapete, e dall'altro il nuovo policlinico nei 50 ettari di Padova Est. Lo dico a quelli che perdono tempo incazzate, perché sapete abbiamo scoperto che abbiamo un popolo di perditempo, che sono quelli che tutto il giorno guardate gli orari, negli orari in cui scrivono, uno dice ma sto qua non lavora, guardate gli orari, informo che a questo popolo i 50 ettari non ce li siamo andati a comprare da qualcuno che poi ci ha dato la provvigione, ce li hanno regalati, magari abbiamo preso la provvigione anche per il regalo, no, però ce li hanno regalati. Mi ricordo, leggevo il blog del Gazzettino mesi fa e c'era l'annuncio dello studio di fattibilità, cioè ce ne fosse stato uno che ha detto finalmente avremo un ospedale internazionale, cioè quello più benevolo ha detto chissà quanti sprechi ci sono, quello più cattivo c'ha tangenti, robe, casini, cioè cerchiamo anche di essere un minimo un pochettino comunità davanti a una roba così che è eccezionale. Ecco, per finire, resta la pediatria nuova a Padova. Sì, noi andiamo avanti lì. Ormai. Sì, il dottor Dalben insomma, sta portando avanti, stavo dicendo a mandato, ma non serve dar mandati al dottor Dalben. Dalben sa fare il suo mestiere e va avanti anche con questa partita. Sì, in quello, giustamente ricorda l'assessore che sa meglio i numeri di me, 719 posti letto nel vecchio policlinico restano, 9,63 in questo, più 50, quanti sono? 50, quindi andiamo a un totale di 1.732. Cioè, Padova quanti scusa? 1732. Padova diventa di fatto la cittadella della sanità per antonomasia a livello internazionale. Visto che lei ha citato il Presidente Draghi, gli avete mandato la settimana scorsa la ZLS di Venezia, sì. C'è qualche... No, non ho novità, però siamo molto fiduciosi, insomma, nel senso che quello è un progetto che noi abbiamo seguito, che seguiamo, nel quale crediamo e penso, guardate, il Covid ha cambiato il modo anche di approcciarsi, no? La pubblica amministrazione, insomma. Prima eravamo più tolleranti nelle tempistiche, oggi lo siamo di meno, abbiamo capito che il tempo è vita, no? Ce l'ha insegnato il Covid e penso che il Covid sia stato un grande sprone in questo Paese per rivedere anche le tempistiche, le modalità, le scartoffie, insomma bisogna correre e sull'ospedale di Padova e anche sulla zona economica speciale direi che si deve correre. Ok? Basta? Buon lavoro ragazzi, grazie. Probabilmente ci vediamo per un punto stampa a Marghera. Adesso non so se domani o dopodomani, forse ho delle novità già domani. Ah scusate, ne approfitto. Avvocato, gli facciamo togliere anche la mascherina un attimo. È il nuovo capo dell'avvocatura regionale, l'avvocato Giacomo Quarnetti. Se vuole fare un saluto. Buonasera a tutti, prenderò servizio dai primi di settembre, è un grande onore questo riconoscimento da parte della Regione di questo incarico. Spero di essere all'altezza dell'incarico che mi avete affidato. Sì, non era, mi scuso con l'avvocato, non era concordato, però l'ho visto qui tra il pubblico, ci siamo incontrati stamattina, ho voluto approfittare per presentarvelo e vostro tramite che sia presentato ai Veneti. Grazie avvocato. Dovete fare qua ragazzi. Magari facciamo avere un curriculum dell'avvocato ai giornalisti. Ecco,
allora in attesa adesso che la collega Luisa Bertini con il nostro Simone Merlo prendano posizione per le interviste appunto su questi importanti temi che avete sentito, sono stati annunciati dal governatore Zaia con delle importanti novità per quanto riguarda l'approvazione del bilancio regionale e in particolare con i finanziamenti all'ospedale di Padova per la costruzione del nuovo ospedale di Padova, appunto 290 milioni di euro già stanziati per arrivare ai 600 milioni necessari per il completamento dell'opera. La Regione ha stanziato un ulteriore finanziamento da 300 milioni. La novità, avete sentito, ha tenuto a ribadire il Presidente della Regione Veneto, è che si farà di tutto affinché i lavori possano essere terminati per la fine del 2023. Per quanto riguarda il Covid, sono 244 i ricoverati complessivamente negli ospedali del Veneto, più 23 rispetto a ieri, quindi c'è un incremento anche abbastanza consistente in queste ultime 24 ore della ospedalizzazione delle persone. 206 sono ricoverati in area non critica, 38 in terapia intensiva, più 3 rispetto a ieri. Complessivamente i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 422 su 42.226 tamponi, con un'incidenza di circa l'1%. Il governatore ha poi ricordato come sia per quanto riguarda la vaccinazione, libero l'accesso in tutti i Covid point della Regione Veneto, sia per i giovani nella fascia d'età compresa tra i 12 e i 25 anni, che possono quindi presentarsi al Covid point senza la necessità della prenotazione, ma anche per tutti gli over 60 che ancora non abbiano avviato il processo di immunizzazione. Poi ritornato su questa ipotesi che già ieri era stata, come dire, in qualche modo avanzata, ovvero la possibilità di testare la quantità degli anticorpi presenti nel sangue delle persone che si sono vaccinate per prime, quindi gli over 80 e tutto il personale sanitario che appunto si è vaccinato per primo cominciando dalla fine di dicembre, questo in vista di una eventuale terza dose, quindi un appello, diciamo, quello che ha fatto il governatore Zaia alla tutela. Avete sentito, poi ha parlato l'assessore al bilancio, appunto, Calzavara, che ha illustrato quelle che saranno le caratteristiche di questo nuovo bilancio che è stato approvato probabilmente tra le prime regioni in Italia dalla Giunta regionale del Veneto, con uno stanziamento anche per quanto riguarda gli interventi previsti per le Olimpiadi del 2026 e anche un adeguamento contrattuale di tutto il personale dipendente della Regione Veneto. Ci saranno poi anche degli stanziamenti per quanto riguarda l'ambiente e le modifiche, 16 miliardi complessivi dei quali di bilancio, naturalmente, dei quali 9,7 sono destinati alla sanità, che come sempre naturalmente si colloca come la voce in assoluto più pesante del bilancio regionale. Sulla questione dell'ospedale di Padova, del futuro ospedale, il nuovo ospedale di Padova, è intervenuta anche l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, illustrando appunto quello che sarà poi l'iter per procedere appunto nella realizzazione del nuovo ospedale. È partita infatti la procedura per la progettazione, hanno partecipato 8 gruppi
sviluppi e naturalmente poi con l'approvazione del bilancio verranno aperte anche quelle che sono le procedure per la gara. 108 sono i milioni, ha sottolineato ancora il governatore Zaia, che verranno stanziati per le tecnologie, quindi per nuove attrezzature, nuovi macchinari che verranno appunto installati nel nuovo ospedale di Padova, mentre il resto è per le infrastrutture, quindi per i muri sostanzialmente dell'ospedale. Non è invece prevista la viabilità in questo stanziamento, viabilità alla quale, quindi di collegamento al nuovo ospedale, alla quale sta lavorando l'assessore De Berti. Allora vedo che si sono ricollegati i colleghi da Palazzo Balbi, darei quindi la linea a Luisa Bertini e Simone Merlo, che sono appunto in diretta dalla sede della Giunta regionale del Veneto. Vedo l'assessore Manuela Lanzarin. A te Luisa. Ok. Ci può dare i numeri di questo nuovo ospedale, o meglio del complesso di ospedali che Padova avrà in futuro? Sì, allora ricordiamo che i numeri derivano dalle schede ospedaliere che sono state approvate nel 2019 e prevedono i due poli per quanto riguarda appunto Padova, il nuovo polo, il nuovo ospedale appunto di cui stiamo parlando, Padova Est e San Lazzaro, 963 posti più 50 posti per extraregione, e poi invece il polo legato al San Giustinaneo di 719 posti letto, per un totale quindi complessivo all'interno appunto di Padova di 1700 posti letto. Ecco, il presidente Zaia l'ha definito un totem nell'ospedale di Padova. Sicuramente è un'opera importantissima che ha un livello non solo regionale ma nazionale e internazionale per l'importanza appunto dell'azienda ospedaliera di Padova, dell'Università di Padova, insomma, e di quella che sono oggi le alte specialità che ci sono. Con la realizzazione di questo ospedale, nuovo policlinico universitario, insomma, sappiamo insomma, che alziamo molto i livelli e che sarà un ospedale molto attrattivo. Ecco, adesso quali saranno le tappe anche per la Padova? Allora, oggi con questa delibera abbiamo approvato lo studio di prefattibilità che ha individuato l'importo appunto complessivo di questo ospedale. Parliamo solo dell'ospedale di Padova Est e San Lazzaro, 590 milioni complessivamente, e le modalità di finanziamento. Le modalità di finanziamento che sono state considerate congrue, quelle quindi più da perseguire da parte dei professori dell'Università di Padova, che hanno avuto l'incarico appunto di un'analisi economico-finanziaria, quella dell'appalto con finanziamento o autofinanziamento. Oggi in Regione Veneto sono disponibili 290 milioni già disponibili, quindi ci sarà un finanziamento per quanto riguarda appunto i mancanti 300 milioni che verranno quindi poi tramite una gara recepiti alle migliori condizioni. Noi prevediamo, perché questa operazione è legata al bilancio di previsione 2022, quindi ad approvazione bilancio di previsione 2022 che inserirà questa partita e autorizzerà quindi ai 300 milioni di indebitamento, prevediamo poi di procedere con la gara per recepire le migliori condizioni e quindi di arrivare per settembre con chi darà le migliori condizioni per questi 300 milioni. I lavori sono previsti, di inizio lavori, insomma, nel frattempo ci saranno tutte le fasi di progettualità e di progettazione, sono previsti per fine 2022, fine 2023 e fine inizio 2024. Poi le tempistiche per la realizzazione, si parlava di una decina d'anni? Per la tempistica di realizzazione si parla di circa 8-10 anni, perché sappiamo, insomma, oltre ad essere un appalto e un'opera molto importante, sappiamo che purtroppo i laccioli della burocrazia a volte, insomma, impediscono anche una tempistica più accelerata, a meno che non ci siano corsie differenziate. Grazie. Grazie. Ma quando parlava di 5 anni? Ecco, allora adesso la linea rimane sempre ai colleghi a Venezia, perché si sta avvicinando, lo vedete, l'assessore Calzavara. Tutto bene? Era meglio in spiaggia a Jesolo. Poi veniva a Jesolo a fare servizi qualche anno fa. 3, 20. Appunto, un po' di più. Ci siamo?
Assessore, le caratteristiche di questo bilancio? Un bilancio che in primis ha ancora questa forza di far sì che il Veneto sia l'unica regione in Italia a non applicare addizionali, quindi su un potenziale di 1.150 miliardi che lasciamo in tasca ai veneti permette di mantenere questa unicità in tutte le regioni a statuto ordinario, e dall'altra ha la capacità di continuare a finanziare quelle che sono le spese tradizionali che hanno mantenuto la qualità dei servizi nel Veneto, che ha fatto sì che dal punto di vista amministrativo il Veneto venga considerato una delle migliori regioni in Italia. Forse non è a caso anche il consenso che il Presidente Zaia gode, proprio per la capacità di mantenere le capacità di coprire quelle spese che ormai fanno parte del vivere quotidiano dei veneti, e dall'altra tener conto anche che esistono nuove esigenze. Ad esempio la nuova programmazione europea mette il Veneto nelle condizioni di avere più risorse, di aver bisogno di maggiori cofinanziamenti, e quindi ulteriori 10 milioni messi a disposizione di questa partita, insieme ad altre cose che inevitabilmente nel corso degli anni si sono viste appalesarsi, come un adeguamento contrattuale, piuttosto che le nuove spese legate alle Olimpiadi di Cortina, che saranno uno straordinario biglietto da visita per la nostra regione nel 2026. E quanto prevedono dell'intervento? C'è un aumento del fondo per le obbligazioni nei confronti di 5 milioni di euro, quindi anno dopo anno questo fondo andrà ad aumentare, ma naturalmente anno dopo anno vedremo anche delle opere realizzate nel nostro territorio che faranno sì che questa perla delle Dolomiti sarà ancora più bella. Gli assessori avranno un tesoretto? Si chiama così, ma essenzialmente è una spesa discrezionale che è così definita, ma che va a coprire quelle spese che dicevo prima. Non è che abbiano delle risorse che possono spendersi in iniziative che non rientrino in quello che è il programma del Presidente Zaia, e quindi di quel programma di governo che è stato presentato nella prima sessione di bilancio di questa nuova legislatura, e che vedrà nel corso di questi 5 anni confermare questo programma coerentemente con quelli che sono altri strumenti di programmazione, il documento di economia e finanza regionale e la strategia per lo sviluppo sostenibile. Queste tre cose messe assieme fanno sì che questo tesoretto venga speso bene per i veneti. Poi c'è anche la partita del PNRR. Poi rimane questa partita che al momento ancora non è chiara, non si capisce quali saranno le risorse, quali saranno le modalità con cui il governo centrale si rapporterà con le regioni. Speriamo che da qui alla discussione in Consiglio regionale, che avverrà nel mese di novembre, si possa avere anche maggiore chiarezza di quelle che potrebbero essere risorse che in alcuni casi potrebbero liberare risorse all'interno del bilancio regionale, e quindi vederle rimodulate attraverso nuove iniziative o potenziando alcuni capitoli che magari potrebbero essere ulteriormente arricchiti, uno su tutti quello della cultura. Il Covid invece insiste molto sulla sanità, cioè quanto incide la sanità rispetto al resto del bilancio? Nel bilancio complessivo, che è di 16 miliardi, quello della regione, il bilancio della sanità è di 9 miliardi e 7, e quindi capite, credo che sia più dell'85%. È una cifra importante che credo solo fra qualche mese riusciremo a comprendere cos'è costato effettivamente il Covid e la gestione di una pandemia come quella che viviamo da 18 mesi a questa parte. Saranno delle cifre che dovranno trovare partite compensative con il governo, perché una regione come la nostra, che ha queste cifre, non può assumersi l'onere di un ulteriore stimolo, insomma intorno al miliardo fino ad oggi di spese per il Covid, ed è una partita della sanità che naturalmente non va a incidere invece in quelle che sono le disponibilità per l'attività ordinaria della regione. E questo fattore di imprevedibilità, dunque, di quello che si propone di giorno in giorno col Covid, che rende difficile anche il vostro lavoro? Sì, questo appesantisce, perché c'è la necessità di avere una disponibilità e anche delle risorse a riserva, e quindi avere un bilancio che abbia anche le caratteristiche della prudenzialità, perché poi devi avere la capacità che se ti succede qualcosa all'improvviso ci siano le risorse per dare delle risposte. Quindi speriamo che da questo punto di vista i futuri bilanci, se non dovranno più occuparsi di Covid, abbiano la capacità di essere più disponibili per nuove progettualità che naturalmente gli assessorati avranno modo di esprimere all'interno di una discussione della Giunta. Grazie a voi. Lungomare delle Stelle. Tony? Senti?
Ecco, allora adesso credo che la collega Luisa Bertini assieme con Simone Merlo stiano per avvicinare il Presidente della Regione, Luca Zaia, per l'intervista. Luisa, mi senti? Sì, vi sentiamo. Dunque in realtà il Presidente Luca Zaia è scappato via, siamo riusciti ad intervistarlo ma per problemi tecnici non siamo riusciti a mandarlo in onda in diretta. Comunque io ti riassumo quanto è emerso dalla conferenza di oggi, che non verte, come avete sentito, propriamente sulle tematiche relative al Covid, ma su il lavoro fatto dall'assessore Calzavara con 16 miliardi della manovra di bilancio approvati dalla giunta regionale e diciamo il tutto per far uscire la regione dalla crisi con più di 1 miliardo di spese dovute al Covid. Hanno ribadito entrambi, sia il Presidente Luca Zaia sia l'assessore Calzavara, come questa sia l'unica regione in cui non si pagano tasse regionali e quindi di fatto i cittadini non hanno dovuto sborsare nell'arco di questi 11 anni 12 miliardi, quindi 12 miliardi di mancato prelievo. E poi l'altra novità importante sulla quale avete sentito anche l'assessore Manuela Lanzarin è la delibera varata per l'ospedale di Padova, che costerà 600 milioni i costi totali dell'ospedale e ovviamente adesso è in corso la procedura per poi passare alla gara d'appalto, un appalto classico, l'ha definito così il Presidente Zaia, quindi senza la partita dell'INAIL, è una formula, ripeto testualmente le parole, una soluzione è che mi faccio l'ospedale da solo e resta a me, questo proprio per riassumerla in sostanza. Poi la conferenza è stata chiusa anche con il consueto punto sui dati dei contagi, quindi 244 i ricoverati, 23 in più rispetto a ieri, quindi aumentano i ricoveri, 206 in area non critica, 38 in terapia intensiva, quindi più 3 rispetto a ieri. 422 è il bilancio totale dei positivi, cioè sono i positivi in totale, e il 75% dei ricoverati, cosa che viene ribadita ogni giorno, risulta non vaccinato. Poi in questi ultimi giorni sono stati eseguiti 19.000 vaccini, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 19.000 vaccini. È stato ribadito come sia aperto l'accesso libero per tutti i ragazzi dai 12 ai 25 anni senza bisogno di prenotazione. Ecco Luisa, allora io ti ringrazio naturalmente per questo collegamento. Volevo farti anche un'ultima domanda per quanto riguarda le precisazioni dell'assessore Calzavara relativamente alle modalità complessive, no? E a quelli che sono gli stanziamenti complessivi di questo bilancio. Insomma, la fetta più grossa, l'abbiamo sentito come del resto ogni anno, è quella relativa al comparto della sanità, che lo sappiamo insomma determina gran parte del bilancio della regione e che quest'anno poi sarà come dire, caratterizzata da questo importante finanziamento da oltre 300 milioni di euro per quanto riguarda appunto la costruzione del nuovo ospedale di Padova, ma ci sono, come dire, in programma anche degli stanziamenti importanti per altre voci che sono particolarmente attese anche dal sistema economico territoriale della nostra regione. Penso per esempio agli stanziamenti per quanto riguarda le Olimpiadi Cortina Milano 2026, no Luisa? Sì, infatti è stato sottolineato come sia stata coerente questo bilancio con la programmazione e anche con lo sviluppo sostenibile, come abbia coperto le spese ordinarie, quindi con i 31 milioni ad esempio per le scuole paritarie, e così come anticipavi tu, come sia in grado di coprire anche spese diverse, ad esempio si è passati dai 65 milioni ai 75 milioni per la programmazione europea
europea, poi appunto per le Olimpiadi 2026, poi ancora un bilancio che prevede 23 milioni per la viabilità, 10 milioni per le bonifiche, proprio a sottolineare l'attenzione che c'è nei confronti dell'ambiente. Poi il 20 settembre sarà presentato in Consiglio regionale e le coperture insomma partiranno a partire da gennaio 2022. Grazie Luisa, allora grazie a te e a Simone Merlo per questo collegamento da Palazzo Balbi per il punto stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia con gli assessori Francesco Calzavara e Manuela Lanzarin per illustrare appunto quelle che sono le novità del bilancio della Regione Veneto che sono state approvate dalla Giunta. Buona giornata e buon lavoro a voi. A voi. Grazie, allora grazie. Noi ora diamo un aggiornamento per quanto riguarda la notizia di cronaca che ci arriva da Rovigo, che vi abbiamo appunto dato in apertura di questo telegiornale, perché era molto noto sia in provincia di Rovigo che nel Padovano il giovane di Ariano Polesine, Nico Duò, 24 anni, che ha perso la vita ieri sera in un incidente in moto. Il ragazzo, pensate, è stato colpito al casco da una civetta e nell'incidente, diciamo, è caduto rovinosamente al suolo, ha battuto la testa e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Questo ragazzo era un atleta molto noto, militava nella Pallanuoto Padova, che appunto proprio in questi minuti ha pubblicato un messaggio di vicinanza alla famiglia di Nico Duò. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e per le previsioni del tempo molto attese, perché insomma dopo l'ondata violenta di maltempo che ha investito la nostra regione, finalmente le temperature anche si sono abbassate. Quindi linea alla regia, ma restate con noi perché subito dopo parleremo di un tema di grande interesse, di grande attualità in queste ore, che è quello del Covid e dei bambini e della vaccinazione per i più giovani. Linea alla regia, a tra poco. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Benvenuti al Meteo. Anticiclone africano in declino. Il gran caldo dei giorni scorsi è al capolinea per l'ingresso di correnti più miti provenienti da nord-ovest. Martedì 17 agosto tempo stabile, ma come detto con valori termici in diminuzione. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo asciutto e soleggiato con qualche locale annuvolamento e nubi alte in transito, specie nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti, venti in pianura moderati da nord-est con rinforzi di bora sulle coste e sulle zone orientali. Temperature più miti, minime tra 13 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stesso scenario, bel tempo con tanto sole e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 26-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, perché qui sarà possibile qualche residuo piovasco al mattino sui settori alpini di confine, tanto sole invece altrove. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio.
Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Come annunciato parliamo ora di Covid e vaccinazioni in età pediatrica e non solo. Ringrazio per essere con noi il professor Carlo Giaquinto, infettivologo pediatrico dell'azienda universitaria di Padova. Buongiorno professore, grazie, grazie per essere con noi. Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie professore. Allora, è un tema diciamo di grande attualità, anche perché sappiamo che in questi ultimi giorni la campagna vaccinale nel nostro paese sta puntando molto sui giovani, soprattutto sulla fascia dai 12 ai 18 anni, 18-19 anni, per incrementare il numero di vaccinazioni in questa fascia d'età e poter così garantire una ripresa della scuola a settembre con maggiore sicurezza. I dati di queste ultime settimane, professor Giaquinto, stavo sfogliandoli prima di questa diretta, sono abbastanza preoccupanti per quanto riguarda la diffusione del virus nelle fasce giovanili di età. Si è passati in Veneto dai 40 minori contagiati dell'8 luglio ai 560 di oggi. Quindi che cosa significa che questa variante Delta si accanisce diciamo maggiormente con i più piccoli, oppure ci sono anche delle altre motivazioni, il fatto che appunto siano meno coperti dalla vaccinazione rispetto a altre fasce d'età? Grazie per la domanda. Il dato che lei sottolineava è un dato a livello nazionale. In questo momento infatti i dati dell'altro giorno dell'Istituto Superiore di Sanità indicano che la fascia di età in cui si ha la più alta incidenza di infezione, mi pare attorno ai 150 su 100.000, è proprio la fascia dai 12 ai 18 anni. Quindi gli adolescenti, i ragazzi che si muovono, che vanno in giro, che socializzano, che fanno sport e che ovviamente con il bel tempo sono quelli che stanno più a contatto con gli altri e che sono anche quelli meno vaccinati. Sono meno vaccinati perché le campagne vaccinali nei mesi scorsi giustamente hanno privilegiato delle fasce di popolazioni che potevano essere a maggior rischio di malattia rispetto ai più giovani. Tuttavia credo che nel momento in cui parliamo di vaccinazione negli adolescenti e poi anche nei bambini, anche se in questo momento al di sotto dei 18 anni non ci sono ancora vaccini registrati per queste fasce di età, che peraltro lo saranno tra pochi mesi. Dei 12 anni, scusi professore, dei 12 anni, non dei 18, giusto? Sì. No, sì, io considero l'età pediatrica fino a 18 anni, quindi è una specie dai 12 ai 18 anni. In realtà ha ragione lei, appunto i vaccini in questo momento sono registrati dai 12 anni in su. Io parlavo dell'età pediatrica, ma vanno fatte alcune considerazioni. Allora, la prima considerazione è che indubbiamente l'infezione da SARS-CoV-2 è meno grave negli adolescenti e nei bambini. È meno grave per molti motivi, ma comunque è un dato di fatto che il rischio di morte, il rischio di progressione clinica, di ospedalizzazione è più basso negli adolescenti e nei bambini, anche se soprattutto nei pazienti pediatrici che hanno delle malattie croniche o che sono in terapie per malattie importanti, l'infezione può avere delle conseguenze anche particolarmente gravi. Esiste poi una forma specifica per l'età pediatrica che si chiama MISC, che colpisce soprattutto gli adolescenti, che è una sindrome multinfiammatoria cronica che è una conseguenza al processo infiammatorio che viene innescato appunto dall'infezione da SARS-CoV-2, e questa è una forma decisamente e piuttosto importante. Ci sono però, al di là di questa premessa, è necessario però considerare altri elementi quando noi parliamo dell'impatto dell'infezione in età pediatrica. Il primo è quello che l'infezione ha avuto un effetto devastante sulla salute
intesa come concetto globale dei giovani e dei bambini. Il fatto che negli ultimi 18 mesi di fatto la scuola sia stata chiusa e non sia stato possibile socializzare per i bambini, che la socializzazione è assolutamente fondamentale per la loro salute psicologica, per la loro crescita, è stata una cosa estremamente negativa e un effetto molto importante della pandemia. Quindi riuscire a mettere in sicurezza le scuole, riuscire a ridurre il rischio di infezione, come può dare la vaccinazione in età pediatrica, è estremamente importante per poter riprendere una vita normale. L'impatto che hanno avuto da un punto di vista psicologico questi 18 mesi è stato molto importante. Ci sono dati molto solidi che indicano come l'utilizzo di consulenze psicologiche, neuropsichiatriche, l'accesso agli ospedali pediatrici nei reparti di neuropsichiatria infantile è aumentato moltissimo negli ultimi mesi, come in alcuni paesi anche, per fortuna i numeri sono bassi, però è un dato significativo, il numero di suicidi negli adolescenti. Tutto questo chiaramente indica quanto sia importante poter mettere in sicurezza, come dicevo, i ragazzi e gli adolescenti, preadolescenti e poi anche i bambini. Esistono poi delle altre considerazioni molto importanti da fare quando parliamo di vaccinazione nei più piccoli, che sono quelli legati alla circolazione del virus. I bambini, gli adolescenti, come si è visto, come si sta vedendo in questi giorni, anche i numeri che appunto indicava lei, trasmettono l'infezione molto facilmente, pur essendo asintomatici. Anzi, il fatto che sono asintomatici e che quindi molto spesso è molto difficile identificare dei casi positivi facilita la trasmissione dell'infezione. Ci sono diversi studi che indicano come il rischio all'interno di una comunità familiare che il primo caso sia un bambino, all'interno di cluster di infezione familiare, è circa 2 volte più alto rispetto a quelli ai casi in cui il primo caso è stato un adulto. Cosa vuol dire questo da un punto di vista viroimmunologico? Questo significa che nel momento in cui la circolazione del virus è particolarmente elevata, è anche elevato il rischio di selezioni, se ne parla ogni minuto, di varianti che possono essere più resistenti alle terapie o per cui i vaccini possono essere meno efficaci. Fino a questo momento non si è verificata questa condizione, i vaccini sono infatti efficaci con tutte le varianti che in questo momento, le principali che sono in circolazione, però è chiaro che è possibile, anzi è probabile, che continuando la circolazione del virus si possano selezionare delle varianti per cui i vaccini possono essere meno efficaci. Un altro concetto molto importante è che è necessario fare gli studi nei bambini, perché sebbene gli studi, i risultati sull'efficacia e sulla sicurezza delle vaccinazioni negli adulti o nei giovani adulti possano essere in parte estrapolati nei bambini, è molto importante fare degli studi in età pediatrica per riuscire a capire qual è il dosaggio adatto sia in termini di efficacia che di sicurezza per i bambini. Fino ai 12 anni si usano i dosaggi degli adulti che si sono dimostrati sicuri. Al di sotto di 12 anni, per cui in questo momento non ci sono ancora dei vaccini che sono stati registrati, sono però in corso degli studi proprio per valutare la immunogenicità, cioè la risposta immunitaria che si ha a diversi dosaggi di vaccino e questo ci permetterà quindi di sviluppare dei vaccini, di produrre dei vaccini adatti per i bambini al di sotto dei 12 anni. Questo che dovrebbero essere disponibili probabilmente per la fine dell'anno.
Ecco, questa è una situazione generale appunto per quanto riguarda, un quadro generale per quanto riguarda le vaccinazioni in età pediatrica. Quindi il concetto di rischio-beneficio nel bambino non può essere solamente, secondo me, visto in base al rischio di malattia che può avere il singolo bambino, ma deve essere visto più globalmente nella globalità del concetto di sanità pubblica, per cui è necessario ridurre la circolazione in età pediatrica per ridurre la trasmissione agli adulti e alle persone più fragili che magari non sono vaccinati o che magari non sono vaccinate, e anche quindi per permettere poi al ritorno ad una vita normale. Ecco, sicuramente, quindi lei ne ha già accennato in questo intervento molto chiaro, professor Giaquinto, perché volevo proprio chiederle, secondo lei, che cosa è importante far sapere ai genitori che magari in questo momento, pur non essendo Novax, magari essendo loro stessi vaccinati, sono un po' titubanti nel vaccinare il loro figlio dodicenne, tredicenne, visto che poi insomma molti dicono appunto le conseguenze della malattia sui più piccoli solo raramente insomma sono gravi. Che consiglio si sente di dare a questi genitori che sono ancora un po' indecisi, e sono parecchi anche, nonostante insomma in queste ultime settimane si sia vista insomma un'adesione un po' maggiore soprattutto nella fascia adolescenziale? Ecco, l'adesione della fascia adolescenziale si è vista anche molto perché c'è una forte consapevolezza da parte dei ragazzi che una vaccinazione gli porterà al ritorno di una vita normale, che è un'esigenza molto forte. Da un punto di vista degli effetti collaterali si è visto che i vaccini con mRNA, che poi sono quelli, cioè il vaccino Pfizer, che è l'unico registrato in questo momento dai 12 anni in su, può essere legato a degli episodi di miocardite, però il rischio è di circa 1 a 100-150 mila dosi di vaccino, e negli Stati Uniti sono stati segnalati una ventina di casi su circa 1,5 milioni, 2 milioni di vaccinazioni, e tutti questi ragazzini, una volta che sono stati seguiti, sono stati dimessi all'ospedale senza nessuna conseguenza. Un dato molto importante da sottolineare è come invece il rischio di miocardite nei ragazzi che contraggono l'infezione da SARS-CoV-2 è 6 volte superiore rispetto al rischio che possono avere dopo la vaccinazione. E come abbiamo visto, in questo momento i numeri che indicava lei sono aumentati di 10 volte i casi nel Veneto nella fascia di età in età pediatrica e soprattutto negli adolescenti. Il rischio in questo momento è molto molto elevato di contrarre l'infezione. Quindi se noi valutiamo anche solamente dal punto di vista degli effetti collaterali verso le complicanze del Covid, il rischio-beneficio della vaccinazione è assolutamente a favore della vaccinazione. Ecco, senza poi contare naturalmente tutti quegli effetti cui accennava lei prima nella vita ovviamente sociale dei ragazzini, no? Di quanto sia per loro importante poter ritornare ad avere una vita molto più di contatto con i propri coetanei, ritornare a fare sport, ritornare a fare la scuola in presenza, con tutto questo naturalmente, con tutto quello che ciò comporta nello sviluppo, nel corretto sviluppo psicofisico dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Volevo però farle un'altra domanda, professore, visto che lei è anche così chiaro nello spiegare le cose anche a noi, insomma, che non siamo esperti della materia. Immagino che siano parecchie le mamme, le nonne che ci stanno anche guardando in questa trasmissione, in questa fascia oraria. Che consiglio possiamo dare invece a tutti i genitori che hanno dei bimbi più piccoli dei 12 anni, che quindi in questo momento
momento per ora non possono essere vaccinati e che però, appunto, come accennava lei prima, in questo momento sono i principali vettori del virus all'interno delle famiglie. È chiaro che non si può tenerli, insomma, in una campana di vetro questi bimbi impedendo loro qualsiasi attività. Che consiglio quindi si sente di dare alle famiglie in questo momento? È una bella domanda questa. Allora, innanzitutto chiaramente il distanziamento, la mascherina sono dei consigli che poi nella pratica, soprattutto nei bambini più piccoli, sono molto difficili da applicare. Io credo che il consiglio che si può dare è un consiglio generale, che se noi riusciamo a ridurre la circolazione del virus in generale, quindi anche tra gli adulti, e esiste quindi un sistema di tracciamento efficace dei contatti, si riescono a circoscrivere e a limitare i rischi di infezione nei bambini e anche il rischio che i bambini possano trasmettere l'infezione agli adulti. Quindi io credo che per proteggere i bambini sia necessario che noi proteggiamo tutta la società. Quindi nel momento in cui noi riduciamo la circolazione del virus nelle famiglie o ci sono, diciamo, tutti i componenti della famiglia che sono vaccinati, anche se ci sono dei bambini piccoli, certamente è più difficile che questi bambini si possano infettare. Chiaramente poi nel momento in cui vanno a giocare come è normale con altri bambini, anche qui ci può essere questo rischio. In questo momento, come dicevo, la vaccinazione non è possibile, bisogna cercare di stare un po' attenti, però io credo che l'unica cosa che in questo momento possiamo fare è effettivamente far sì che tutti i componenti della famiglia, non solo della famiglia ma tutte le persone che possono vaccinarsi, si vaccinino. Quindi anche per proteggere i più piccini che non possono essere vaccinati in questo momento, naturalmente. Professore, per quanto riguarda invece i bambini e i ragazzini con delle fragilità, è consigliato anche a loro fare la vaccinazione o è consigliato ancora di più rispetto ad altri? È sicuramente consigliato fare la vaccinazione, è consigliato ancora di più rispetto agli altri, perché l'infezione da SARS-CoV-2 può avere delle complicanze, può avere un effetto più grave rispetto ai bambini normali. L'unica controindicazione alla vaccinazione in questo momento è l'aver avuto degli importanti effetti collaterali dopo la prima somministrazione. Grazie. Anche in questo caso però va discusso un po' da caso a caso. Certo, sicuramente. Professore, un altro tema del quale si è molto parlato in quest'ultimo periodo è quello della vaccinazione delle donne in gravidanza. Sono ancora davvero molto poche quelle che fanno il vaccino perché temono che possa in qualche maniera essere dannoso per il feto. Quali sono in questo momento, diciamo, le evidenze scientifiche relativamente appunto alle donne in gravidanza? Allora, anche qui è necessario partire da una considerazione generale, cioè qual è l'effetto del Covid se viene preso in gravidanza. Allora, premettiamo che è molto difficile che una donna in gravidanza trasmetta il Covid al feto. Se lo prende verso la fine della gravidanza può trasmetterlo al neonato, però in generale non esistono, anche se ci sono, c'è qualche segnalazione, non ci sono segnalazioni di infezione intrauterina da SARS-CoV-2. Detto questo però, nella donna in gravidanza il rischio legato all'infezione è maggiore rispetto a una donna non in gravidanza. Il rischio di ospedalizzazione, di ventilazione assistita, di finire in terapia intensiva, quindi di avere delle forme più gravi, è di circa 2 volte, 1 volta e mezza superiore ad una donna della stessa età non in gravidanza. Questo è legato in parte a diversi fattori biologici, ovviamente, che sono legati alla gravidanza, tra cui un cambiamento dell'organizzazione della risposta immunitaria,
che in qualche modo possono essere legati a una maggiore gravità dell'infezione da Covid nelle donne appunto in gravidanza. Un secondo elemento da considerare è quello sulla sicurezza della vaccinazione. Nel momento in cui un nuovo prodotto farmaceutico, che sia un farmaco o che sia un vaccino, viene immesso in commercio, nel file, cioè nella documentazione necessaria che deve essere presentata alle agenzie regolatorie, devono essere sempre presenti degli studi preclinici su animali in gravidanza per valutare se quel prodotto farmacologico ha un effetto teratogeno o no. Chiaramente è molto importante questo tipo di analisi, però è molto importante perché se esiste un effetto teratogeno sugli animali, allora il farmaco è completamente controindicato in gravidanza. Nel caso dei vaccini che sono registrati per il Covid, gli studi non hanno indicato nessun effetto teratogeno in gravidanza, gli studi preclinici sui modelli animali. Ovviamente una volta che il vaccino è registrato, esistono degli studi di farmacovigilanza sulle persone che ricevono il vaccino, in particolare sulle donne in gravidanza ci sono dati su circa 150.000 donne in gravidanza che hanno ricevuto la vaccinazione, e gli effetti collaterali che sono stati visti in queste donne non sono superiori rispetto a quelle della popolazione della stessa età delle donne non in gravidanza. Recentemente sono stati pubblicati dei dati in cui si è studiato il rischio di aborto spontaneo, che è un indicatore molto importante di un danno fetale, di aborto spontaneo nelle donne che avevano ricevuto la vaccinazione durante il concepimento o nel primo trimestre di gravidanza, che è il periodo in cui appunto un intervento esterno può provocare un aborto spontaneo. Ecco, si è visto che il rischio di aborto spontaneo nelle donne che avevano ricevuto la vaccinazione con vaccini mRNA, con il vaccino Pfizer-BioNTech o Moderna, erano equivalenti, erano uguali a quelli della popolazione generale. Quindi in qualche modo questo rischio è stato escluso. Un altro elemento molto importante da considerare nel momento in cui noi vacciniamo una donna in gravidanza, e qui non parliamo solo del vaccino per il SARS-CoV-2, ma anche per altre infezioni come per esempio l'influenza o la pertosse, infezioni che possono colpire il neonato, è quello che le vaccinazioni provocano una risposta anticorpale di anticorpi di una determinata classe, si chiamano IgG, che attraversano la placenta. Quindi il neonato nelle prime settimane o nei primi mesi di vita presenta gli anticorpi materni che hanno attraversato la placenta e che servono appunto a proteggere il neonato da queste infezioni nei primi mesi dopo il parto, e questo ha un effetto molto importante, perché sappiamo che alcune infezioni come per esempio l'influenza, la pertosse, se vengono acquisite dal neonato possono avere dei quadri molto gravi. Quindi un altro effetto positivo e importante della vaccinazione in gravidanza è il fatto che gli anticorpi neutralizzanti, gli anticorpi protettivi possono attraversare la placenta e quindi proteggere il neonato per i primi mesi di vita. Non abbiamo ancora dei dati sulla durata sulla persistenza degli anticorpi, degli IgG anti-Covid nel neonato, però è un dato di fatto che il neonato che è nato da una mamma che è stata vaccinata durante la gravidanza, o comunque da una mamma che ha gli anticorpi, quindi che anche è stata vaccinata prima, è protetto nelle prime settimane, nei primi mesi di vita. E quindi questo è sicuramente un altro elemento importante per consigliare la vaccinazione delle donne in gravidanza, che di fatto è in questo momento raccomandata
dalle linee guida internazionali, americane, europee, del WHO, da tutte le linee guida. Quindi in tutto il periodo della gravidanza non esiste, mi pare di aver capito, no, professore, un periodo nel quale è consigliata e un altro invece nel quale è meglio di no? No, assolutamente no, perché anche nel primo trimestre, quando in generale, concettualmente, abbiamo un maggior rischio di effetti teratogeni, si è visto che la vaccinazione che è effettuata durante questo periodo non porta ad un maggiore aumento del rischio di aborto spontaneo. Ecco, professore, ovviamente abbiamo i dati di 150.000 donne che sono state vaccinate durante la gravidanza, sono di qualche migliaio i dati riferiti ai nati da mamma che ha ricevuto la vaccinazione in gravidanza, ma nessuno di questi bambini presentava delle malformazioni, perché la gravidanza dura 9 mesi, la vaccinazione è iniziata a dicembre in Israele, comunque nei primi mesi di quest'anno, quindi diciamo siamo ora al 9° mese. Quindi sono soprattutto, immagino, figli di dottoresse, no? Quelli che sono nati e che abbiamo visto, almeno nel nostro paese. Sicuramente le strategie vaccinali, giustamente, inizialmente hanno cercato di avere come obiettivo la copertura vaccinale delle persone più fragili e quindi delle persone ovviamente più anziane. Quindi diciamo che la vaccinazione, parte le dottoresse o che potevano essere gli infermieri, gli operatori sanitari che potevano essere più a rischio, che sono stati vaccinati ovviamente durante la prima fase, le donne in età fertile hanno cominciato ad essere vaccinate non immediatamente. Sì, qualche mese fa, insomma, per cui è ancora, esatto. Sì, non sono ancora moltissimi casi. Professor Giaquinto, per quanto riguarda invece le donne che hanno già partorito e sono in allattamento, le giovani donne, in questo caso è opportuno vaccinarsi o è meglio aspettare di terminare l'allattamento? No, direi assolutamente sì, perché questi sono vaccini, innanzitutto non sono vaccini costruiti con dei virus attenuati o dei virus interi che si possono replicare. Poi, per lo stesso motivo per cui si consiglia la vaccinazione in gravidanza da un punto di vista dell'immunità passiva, anche perché gli anticorpi possono essere trasmessi con alcuni anticorpi attraverso il latte e questi possono avere un effetto protettivo nei confronti del neonato. E poi soprattutto perché se noi abbiamo una donna che non è vaccinata o appunto non è protetta, che allatta, ha un rischio di contrarre l'infezione che in qualche modo poi può portarle a ridurre la sua capacità di allattare bene, anche se l'infezione di per sé non è una controindicazione all'allattamento, certamente poi da un punto di vista soggettivo, se una donna è sintomatica o se non sta bene, è chiaro che è molto più difficile allattare in modo efficace il bambino. Certo, quindi anche attraverso l'allattamento si può in qualche modo, professore, contribuire a immunizzare il piccolo, anche il bimbo. A proteggerlo. Immunizzare passivamente, però direi di sì, assolutamente. Professore, io la ringrazio molto per questo intervento e per averci aiutato a chiarire questi aspetti, insomma, che ancora nella popolazione generale stanno determinando qualche, magari in diverse persone, insomma, qualche dubbio nell'affrontare il percorso vaccinale. La ringrazio anche per la chiarezza e la semplicità con cui ci ha spiegato queste cose. Volevo dire, i dubbi sono sempre legittimi e le conoscenze evolvono e quindi tutti stiamo imparando, ma i dubbi sono ovviamente molto importanti, come è anche molto importante cercare di rassicurare le persone il più possibile.
Certo, l'importante credo sia anche la chiarezza, no? Perché ne abbiamo sentite davvero tantissime in questo periodo, per cui la chiarezza e la sincerità, insomma, delle cose che vengono trasmesse anche attraverso i mass media, che credo sia fondamentale proprio per fugare anche i dubbi delle persone che ancora ne hanno. Professore, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, un saluto, grazie al professor Carlo Giaquinto, infettivologo pediatrico dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Noi ora restiamo a Padova perché abbiamo un servizio che ci hanno inviato i nostri colleghi dalla redazione su una questione che sta facendo parecchio discutere in queste ultime ore, ed è quella del Green Pass stampato dalle farmacie. Ebbene, c'è in queste ore il caso di una farmacia del Padovano che ha chiesto 4 euro per stampare il Green Pass ad un proprio cliente. Sta montando la polemica. Vediamo il servizio. Ha fatto pagare 4 euro la stampa del Green Pass a un cliente ed è scoppiata la bufera. Protagonista una farmacista di Montegrotto Terme. L'intestatario del certificato Covid-free ha postato lo scontrino sui social denunciando il fatto, perché le informazioni generali dicono che le farmacie dovrebbero stamparlo gratuitamente. La farmacista si è scusata, ma si è detta esasperata per il continuo via vai di persone e perché la farmacia negli ultimi tempi, proprio a causa delle nuove direttive sul Green Pass, si sarebbe trasformata in una copisteria. La titolare ha anche spiegato che è stato chiesto un contributo a chi avrebbe potuto stampare il Green Pass da solo e non, per esempio, agli anziani. Comunque non li stamperemo più, ha detto la farmacista. Sui fatti è intervenuto anche l'ordine professionale che ha redarguito la collega. Il presidente dell'ordine, Giovanni Cirilli, ricorda che resta il problema della gratuità della stampa, un costo vivo che a oggi è unicamente sulle spalle dei farmacisti. Quello di Montegrotto non sarebbe l'unico caso di Green Pass a pagamento. Casi simili si sarebbero verificati anche ad Asiago, Firenze, Napoli e Roma, con tariffe che vanno dall'1,50 ai 4 euro. E purtroppo si registrano anche dei nuovi decessi per Covid nel nostro territorio. A Treviso un uomo di 67 anni non vaccinato è morto all'ospedale Cafoncello. Si trovava in terapia intensiva dove era stato portato dopo un ricovero in malattie infettive. L'uomo, va sottolineato, non aveva ricevuto nemmeno la prima dose, quindi non aveva iniziato il ciclo vaccinale. Il decesso si è verificato la vigilia di Ferragosto, ma è stato registrato nell'ultimo bollettino della regione del Veneto, e ci sono anche altri 2 ricoveri sempre nel Trevigiano, uno in terapia intensiva ed uno in medicina a Vittorio Veneto, mentre nel Bellunese si registra anche il ricovero di una bambina di 12 anni. E per rimanere in provincia di Treviso ricordiamo anche che per effettuare i tamponi a pagamento nei Covid Point di Treviso, Conegliano e Altivole è necessaria la prenotazione che si può effettuare telefonando allo 0422 21 0701 21 0701. Il pagamento può essere poi effettuato sia online dal sito dell'ULS 2 oppure ai punti gialli, quindi le macchinette insomma per pagare il ticket, o ancora direttamente sul POS dell'ex dogana. I prezzi dell'antigenico rapido per i soggetti naturalmente per i quali non è prevista la gratuità del test sono quelli stabiliti nell'ambito del protocollo nazionale, quindi 8 euro per i minori tra i 12 e i 17 anni, ricordiamo invece che per gli under 12 sono gratuiti, 15 euro per le persone dai 18 anni in su e 22 euro per coloro che non fruiscono dell'assistenza sanitaria nazionale. Da ieri anche, lo ricordiamo, sempre in provincia di Treviso
Covid Point hanno dei nuovi orari, al Tivole e Conegliano saranno attivi quindi soltanto la mattina dalle 8 alle 14, dal lunedì al sabato, mentre rimangono invariati gli orari dei punti tampone di Treviso all'ex Dogana e di Oderzo. Allora, tra l'altro c'è anche un aspetto che sta facendo molto discutere in queste ore relativo al Green Pass che da ieri è obbligatorio per i lavoratori che accedono alle mense aziendali. Ci sono delle posizioni diverse per quanto riguarda i sindacati. La CGIL dice che per chi non ce l'ha l'azienda deve garantire un'alternativa come il cestino da asporto per il pranzo. Vediamo il servizio. Green Pass obbligatorio per accedere alla mensa aziendale, che viene ora equiparata ad un qualsiasi ristorante. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Palazzo Chigi ha chiarito i dubbi pubblicando una FAQ nella quale si precisa che i lavoratori, per accedere alla mensa o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione, devono essere muniti di certificazione verde. Noi non contestiamo questo, contestiamo il fatto che laddove c'è il servizio mensa, se ci sono dei lavoratori che non possono accedervi, ci deve essere un servizio alternativo. Un servizio alternativo quindi che potrebbe essere, secondo voi? È un cestino da asporto, ad esempio, o una modalità diversa di somministrare il pasto, perché uno al ristorante ci va perché lo decide lui personalmente. La mensa è un aspetto contrattuale e va garantita ai lavoratori indipendentemente dal tipo di vaccinazione che hanno fatto. Nella Marca al momento non sono segnalate criticità, diverse aziende del resto sono chiuse per ferie. Capiremo nei prossimi giorni che cosa succederà, teniamo monitorato il territorio, le aziende, proprio per capire questo e come intervenire. Quella di ieri doveva essere la giornata della grande festa per il ritorno in campo con tanto di tifosi sugli spalti, ma il primo allenamento stagionale dell'Imoco Volley Conegliano, previsto appunto lunedì pomeriggio, è stato annullato in quanto dai tamponi molecolari effettuati è emerso un caso di positività al Covid asintomatico nel gruppo squadra, che comprende sia giocatrici che staff. L'inizio dell'allenamento era previsto ieri pomeriggio alle 16:30 nella palestra comunale di Rua di Feletto. Tutte le giocatrici ora dovranno rimanere in isolamento nei loro appartamenti per le prossime 48 ore, dopodiché tutto il gruppo squadra dovrà sottoporsi ad un nuovo giro di tamponi. Terminati i nuovi accertamenti, se non ci saranno nuove positività, nei prossimi giorni verrà comunicato il nuovo calendario della preparazione atletica in vista della prossima stagione. Nel frattempo le Pantere dell'Imoco hanno iniziato una sessione di allenamento online e naturalmente in queste ore sono tanti i messaggi di vicinanza espressi dai tifosi nei confronti della squadra. E torniamo ora a parlare del dramma che si sta consumando in Afghanistan. La sorella di Ahmed Ahmadi, Zahra, ne abbiamo parlato nei nostri telegiornali di ieri sera, bloccata a Kabul, è ora fuggita dall'aeroporto, ha comunicato questa mattina al fratello e si è nascosta in un rifugio. Non ci sono quindi altre notizie, ma sentiamo l'intervista appunto al fratello Ahmed, che da tanti anni risiede a Venezia con la propria famiglia. Quando è stata l'ultima volta che ha sentito sua sorella? Quasi 20 minuti fa, ho tentato anche 10 minuti fa, però non ho avuto risultato. Però sì, siamo diciamo, in continuazione fra i messaggi di WhatsApp. Per fortuna che funzionano ancora quelli.
In queste ore drammatiche c'è un filo diretto che lega Venezia a Kabul. Hamed Ahmadi lavora a Venezia, dove vive da 15 anni con tutta la famiglia. Sua sorella Zara, l'unica parente rimasta in Afghanistan, ha raggiunto l'aeroporto poco prima che i talebani occupassero la capitale. Ma ora i talebani sono entrati anche nell'area passeggeri dell'aeroporto. Per Zara il passaggio nell'area militare e l'imbarco su un aereo per l'Italia sarebbe una questione di pochi metri. Mia sorella sì, è un'attivista per i diritti delle donne ed anche un'imprenditrice, e negli ultimi periodi si è esposta anche con la speranza che si può combattere con i talibani, si è esposta, era sempre attiva nelle manifestazioni eccetera, e abbiamo paura, e lei è impaurita per quanto è coraggiosa della situazione, che se la trovino e se la scoprino non sarà una situazione molto, molto felice. Zara non è solo un'attivista, è una giovane imprenditrice che tra pochi giorni avrebbe inaugurato il suo secondo ristorante. Una figura di donna emancipata e indipendente, improvvisamente incompatibile con la società che si prospetta per la sua nazione. Io ho 5 sorelle e lei è stata sempre quella più attiva degli altri, è molto coraggiosa, ha già la sua scelta di voler rimanere lì e lottare nel paese più maschilista del mondo, significa questo, e io spero che arrivi qua, anche perché può essere una soluzione, è una grande soluzione lavorativa anche per me. Hamed è il fondatore della catena di ristoranti Orient Experience, nata a Venezia da rifugiati politici e richiedenti asilo. A Venezia Zara ritroverebbe tutta la famiglia e un posto di lavoro. È una donna coraggiosa, una donna che si è messa in gioco, che non ha avuto paura di rischiare, di accettare sfide difficilissime, di rimanere nella sua città per aiutare il suo paese. Ma ora è lei che ha bisogno di aiuto e basterebbe pochissimo. La Farnesina, tipo l'ambasciatore italiano, sa già della situazione. Spero che solo che manca l'ultimo passaggio, perché la parte militare è circondata dagli americani e che si avvicina e sparano. Ecco, ora cambiamo decisamente argomento, parliamo di economia e di vacanze, in modo particolare di vacanze e benessere andando alle terme. Abbiamo infatti in collegamento Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme. Buona giornata, grazie per essere con noi, Boaretto, per fare un po' il punto di questo nuovo bonus che è stato deciso dal governo, che partirà in autunno, no, se non sbaglio, e che sarà una nuova misura insomma importante a sostegno del settore che è stato particolarmente provato insomma da questi lunghissimi mesi di pandemia. Innanzitutto vuole spiegarci esattamente in che cosa consiste questo bonus? Buongiorno a voi tutti. Il bonus terme praticamente sarebbe un contributo che dovrebbe essere dato e concesso a chiunque desidera recarsi alle terme. La procedura che è stata individuata è un po' macchinosa, doveva partire già l'anno scorso, ma purtroppo probabilmente partirà ad ottobre. Le aziende accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, quindi praticamente quasi tutte le aziende termoalberghiere di Abano e Montegrotto, e non solo ma anche di tutta Italia, si devono accreditare presso il sito di Invitalia, al quale poi dovrebbe essere inviata la richiesta del cliente che desidera ricevere il bonus terme, fino a un massimo di 200 euro, e non è soggetta a una valutazione in base all'ISEE. Quindi diciamo è una misura che va a favorire tutte le persone che desidereranno nel prossimo futuro recarsi alle terme. Come vi dicevo, è un po' macchinosa. Noi come Federalberghi Terme avevamo invece chiesto di rinnovare e di autorizzare un secondo ciclo di cure termali, perché al momento solamente un ciclo è concesso all'anno per persona, perché tutti i meccanismi burocratici che abbiamo attivato e attiviamo nel caso in cui facciamo le cure termali sono già collaudati, rodati, e non c'è bisogno di altra burocrazia. Ma comunque diciamo grazie al governo che ha deciso di aiutare questo comparto che particolarmente è stato provato in questo periodo dalla pandemia.
Ecco Boaretto, ma questo contributo, diciamo, fino a un massimo di 200 euro che abbiamo appunto, come lei diceva, è indipendente, insomma, dal reddito di chi ne fa richiesta. È riferito alla cura, soltanto alla cura termale, o anche alla parte, diciamo, di soggiorno alberghiero all'interno delle strutture termali? Tanto noi non dobbiamo confondere il bonus vacanza, che è stato approvato già dal governo Conte nel primo periodo di pandemia, che praticamente è valido fino a fine anno e per la maggior parte non è ancora stato speso. Quello sì viene valutato in base all'ISEE. Il bonus terme è esclusivamente riservato a servizi termali delle aziende accreditate, quindi un cliente, un ospite che desidera ricevere dei servizi termali deve contattare l'azienda e a quel punto chiedere e avere un preventivo fino a un massimo di 200 euro. È evidente che può spendere anche di più, ma quello che verrà rimborsato dallo Stato è il massimo di 200 euro. Ecco, la sentiamo molto male, Boaretto, forse deve posizionare meglio il microfono perché sentiamo un rumore di sottofondo, facciamo fatica a sentire la sua voce. Ecco, adesso si è bloccato anche il video. Allora, ecco, è ritornato. Boaretto, mi sente? Sì, la sento perfettamente. Ecco, io la sentivo molto, molto male, quindi insomma è riservato solo a questo tipo di cura, insomma, e soltanto alle aziende accreditate. Per appunto le strutture di tutto il vostro comparto, diciamo, è una boccata d'ossigeno importante. Siamo a Ferragosto, diciamo, non è che il mese di agosto sia un mese di altissima stagione per le strutture termali, ma insomma come sta andando e che sentore avete, insomma, per l'autunno, per i primi mesi dell'autunno, che diciamo solitamente sono uno dei periodi di grande afflusso alle terme? Beh, direi che questa prima metà di agosto ci vede moderatamente felici, contenti. Siamo un po' preoccupati dal mese di settembre in poi perché erano i mesi che canonicamente erano frequentati dai clienti di lingua tedesca, soprattutto da Germania e Austria, che per il momento sono ancora un po', diciamo così, scarsi nei numeri. Hanno paura, hanno, diciamo, attivato un loro metodo prudente di scegliere la vacanza. Noi speriamo che le vaccinazioni procedano con una velocità sempre maggiore e che si arrivi a vaccinare praticamente quasi tutta la popolazione, quelli che possono vaccinarsi, che sono vaccinati. È fondamentale arrivare a un numero percentuale di vaccinati il più alto possibile, altrimenti questo comparto, il comparto delle terme, il comparto in genere del turismo è destinato a soffrire, soprattutto il turismo che necessita di un periodo di soggiorno abbastanza, diciamo, lungo, non la notte o le 2 notti in un albergo per lavoro o per, diciamo così, attività che non hanno come prima causa il riposo, la riabilitazione, la cura. Quindi chi vuole fare il soggiorno è ancora prudente nel scegliere la vacanza, proprio in virtù di questa pandemia che sta colpendo un po' tutta l'Europa, ma tutto il mondo. Certo. Boaretto, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci aiutato, insomma, a fare chiarezza su questo bonus, insomma, di cui si è avuta notizia in questi giorni e al quale magari molte persone, anche in vista dell'autunno, stanno cominciando a guardare con interesse. Buona giornata e buon lavoro, un saluto, grazie. Grazie. Noi ora torniamo a parlare di Maltempo. Abbiamo aperto questa nostra edizione riepilogando quelli che sono stati i danni e gli interventi nel nostro territorio regionale in seguito al violento maltempo che ha interessato nella notte da ieri sera la nostra regione, portando i vigili del fuoco ad effettuare oltre
1 migliaio di interventi, soprattutto per alberi caduti, piante abbattute, pali della luce caduti sulla sede stradale. Insomma, i danni questa volta li ha fatti soprattutto il vento, anche se in alcune zone, a macchia di leopardo, alcuni danni sono stati determinati anche da piogge violente e locali grandinate. Per parlare di questo, ma non solo, abbiamo in collegamento Carlo Salvan, vicepresidente della Coldiretti del Veneto. Buongiorno Salvan. Buongiorno, io però non riesco a sentirvi. Non mi sente? Allora magari forse dalla regia possono in qualche modo vedere... Vedo solo il labiale purtroppo. Allora fatemi sapere dalla regia se riuscite a far sentire la mia voce a Salvan. Intanto io riepilogo rapidamente quelli che sono stati gli interventi dei vigili del fuoco nella nostra regione, appunto con 1 migliaio di chiamate di soccorso ai pompieri, circa 500 interventi sono stati conclusi, colpite in particolare la provincia di Verona, la provincia di Vicenza, Padova, Venezia, perché diciamo la perturbazione si è spostata da ovest verso est nella serata di ieri. Per quanto riguarda il veneziano ci sono stati 140 interventi già conclusi, di cui 100 ancora da evadere, in modo particolare proprio per caduta di alberi e anche alcuni problemi statici ad immobili. L'area più colpita in particolare è stata poi quella della Pedemontana, soprattutto nei dintorni della città di Vicenza, e le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora al lavoro in numerose province della nostra regione, richiamando anche il personale che non era in servizio. Salvan, riesci a sentirmi ora? Adesso vi sento forte e chiaro. Ottimo, la sentiamo anche noi molto bene. Allora, dicevamo, partiamo da questa, insomma, che è la notizia di queste ultime ore. C'è stata quindi questa nuova ondata di maltempo dopo giornate di caldo torrido. I danni all'agricoltura quali sono? Al momento le verifiche sono ancora in corso. Sicuramente questi sono eventi che purtroppo si caratterizzano per la loro localizzazione, ma soprattutto per essere eventi piuttosto estremi. Una situazione alla quale purtroppo il nostro timore è che ci dobbiamo abituare in qualche modo, perché queste stagioni che stanno piano piano cambiando nella loro naturalità ci stanno invece portando ad avere delle situazioni dove dopo settimane di assenza di precipitazioni o di eventi atmosferici particolari ci troviamo ad affrontare dopo delle situazioni di questa gravità. È l'ulteriore cambiamento climatico che purtroppo da tempo stiamo denunciando e stiamo rilevando, e l'agricoltura è sempre il primo settore economico più esposto a questo tipo di problematica, e a cui il nostro settore è chiamato a rispondere ovviamente con degli strumenti, con delle tecniche, con delle capacità anche organizzative dei singoli imprenditori e delle singole aziende che devono costantemente evolvere per potersi in qualche modo adattare. Anche se è ovvio che quando un'azienda viene colpita, o un impianto di frutta, o un'azienda, un capannone, una struttura, e tutto quello che viene coltivato nei dintorni viene abbattuto, è ovvio che si tratta di una difficoltà per l'azienda e di veder sfumare in pochissimi secondi, in pochi minuti, un intero anno di lavoro. Ecco, sicuramente abbiamo visto, insomma, che in questi ultimi mesi non ci siamo fatti mancare nulla, no? Dal freddo inaspettato in primavera alle grandinate del mese scorso, al caldo torrido di queste ultime ore. Nel concreto, diciamo, le produzioni che hanno risentito maggiormente quali sono state? Lei ha citato giustamente le gelate, in particolare quelle che ci ha colpito non solo noi nel Veneto, ma in tutta la pianura padana e addirittura in mezza Europa, è stata quella dell'8 di aprile, che ha veramente falcidiato quasi completamente la produzione frutticola nazionale. Tutte le coltivazioni che si trovano in pianura hanno visto temperature ai primi di aprile abbassarsi anche fino ai -6, -7 gradi, con un'intensità e una durata oltre ogni aspettativa e oltre ogni previsione,
che ha fatto veramente terra bruciata di kiwi, di pesche, di susine, di albicocche, di frutta estiva in generale, colpendo anche comparti particolari come quella della pericoltura e salvando, si può dire, di striscio il settore delle mele. Questo ha messo veramente in difficoltà il settore frutticolo, che già purtroppo paga la gelata del 2020 e situazioni altrettanto pesanti dovuti alla vicenda, chiamiamola, della cimice asiatica, che tanto ancora sta diventando un problema, creando veramente delle difficoltà enormi a delle aziende che non sono più in grado di produrre le quantità di frutta che solitamente erano abituate. Questo vuol dire un serio problema di sostentamento economico di questo tipo di attività agricole, di aziende agricole, che crea anche dei seri interrogativi sulla capacità di poter rispondere, di poter continuare a lavorare in questo modo. Tant'è che come Coldiretti, insomma, stiamo chiedendo di poter dare alle aziende degli strumenti e delle opportunità anche di dotarsi di attrezzature che consentono di fronteggiare anche delle situazioni eccezionali. Si pensi agli strumenti antibrina, all'irrigazione, oppure anche al cosiddetto riscaldamento degli impianti frutticoli attraverso delle torce o degli altri metodi, per fare in modo che anche in questo caso eventi estremi e tardivi purtroppo non vadano a compromettere un'intera annualità. Mi permetto solo di ricordare che anche nel caso in cui una gelata portasse via il 100% della produzione di un ettaro di frutteto, l'agricoltore in ogni caso è tenuto a coltivarlo come se ci fosse la frutta attaccata, quindi sostenendone tutti i costi per fare in modo che dopo l'impianto nell'anno successivo sia nella sanità e nella forza tale da poter in qualche modo ripartire. Certo è che avere un intero anno perso in questo modo vuol dire zero reddito per l'agricoltore, per la sua famiglia e per i suoi collaboratori, e un danno enorme a tutta la filiera produttiva che ne consegue, perché ovviamente non c'è conferimento di prodotto, non c'è lavorazione, non c'è confezionamento e non arriva poi alla piccola o grande distribuzione. La stessa cosa vale ovviamente anche per gli altri settori dove il danno da gelata non si è manifestato in maniera così pesante, ma ad esempio la siccità o il periodo estremamente siccitoso che stiamo vivendo nelle ultime 4-6 settimane a seconda della zona ha messo un'ulteriore difficoltà le nostre aziende, che si sono trovate a fronteggiare cicli ripetuti di irrigazione e di soccorso, oltre che ovviamente i costi che ne conseguono. Questo deve farci capire ancora di più che purtroppo le stagioni non sono quelle a cui eravamo abituati, ma sono purtroppo delle situazioni che ci costringono a dover cambiare anche i nostri metodi di lavoro e a dover ripensare la nostra organizzazione. Tutto questo però ha un costo e noi ovviamente chiediamo il supporto delle istituzioni e di ogni altro ente preposto per fare in modo che le aziende possano rimanere competitive a fronte purtroppo di una anche competizione internazionale che spesso ci vede spiazzati per i costi di produzione elevati che abbiamo da sostenere. Ecco Salvan, nello specifico avete già una quantificazione dei danni di quest'ultimissima... Non mi sente più di nuovo? No. Non mi sente. Vediamo se dalla regia riescono in qualche maniera a ripristinare. Allora, le stavo chiedendo, Salvan, se avete già in qualche maniera, come dire, una prima quantificazione dei danni di questa ultima ondata di maltempo della scorsa notte. Salvan, mi sente? No, niente. Allora, fatemi sapere dalla regia quando riusciamo a ripristinare l'audio con Salvan per fare il punto sui danni che ci sono stati in agricoltura per questa giornata di maltempo. Intanto vediamo un servizio relativo alla situazione che si è venuta a verificare alla grafica veneta di Paddi Tre Baseleghe dopo sappiamo insomma le note vicende legate all'indagine sul caporalato. L'azienda ha deciso ieri di abbandonare il tavolo prefettizio tra azienda e sindacati senza effettuare delle assunzioni di quel personale. Sentiamo. Qui invece ci viene chiesto un'assunzione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori, non è una condizione che può essere percorsa purtroppo. Tra le altre cose, dei 24 persone che sono state indicate come rappresentate da ADL Cobas e dalla CGIL, 5 non hanno neppure il badge.
cui sono assolutamente sconosciute da Grafica Veneta, probabilmente si sono infilati dentro perché quando i cavalli sono stanchi tutti quanti tendono ad assaltare la dirigenza. Di quei 19 che rimangono ce n'è uno che ha lavorato 7 ore per Grafica Veneta, uno che ha lavorato 9 ore per Grafica Veneta e uno che ha lavorato 17 ore. Non lo sto dicendo al mese, al giorno, sto dicendo complessivamente. Rispetto a questo dobbiamo essere seri, non è che si può pensare, no? Grafica Veneta lascia il tavolo prefettizio azienda-sindacati sui lavoratori della BM Service, la cooperativa che lavorava per conto della tipografia di Trebaseleghe. A incidere su questa decisione la pregiudiziale posta dai sindacati di assumere a tempo indeterminato i 24 ex dipendenti della cooperativa. Nessuno di loro verrà assunto. Noi in questo momento siamo impegnati a pensare alle 370 famiglie che sono di Grafica Veneta, rispetto alle quali chiaramente noi dobbiamo dare prospettive di futuro e di futuro solido. Per cui in questo momento, se pregiudiziale è l'assunzione di questi lavoratori, purtroppo quella pregiudiziale non consente di poter continuare nella lavorativa. ADL, Cobas e CGIL hanno definito inaccettabili le parole del legale dell'azienda e annunciato che i lavoratori continueranno a protestare con varie iniziative. Intanto i dipendenti della BM Service questo mese riceveranno lo stipendio di luglio. Lo ha comunicato ai sindacati il curatore incaricato dal Tribunale alla gestione dell'azienda finita sotto inchiesta. Ecco, torniamo ora da Salvan, Carlo Salvan, vicepresidente della Coldiretti del Veneto. Ci sentiamo ora? Sì. Sì, ci sentiamo. Salvan, avete già un'idea di una quantificazione dei danni di quest'ultima ondata di maltempo sull'agricoltura veneta? Quella di stanotte. Come dicevo all'inizio, sarà necessario fare una valutazione caso per caso e azienda per azienda di qual è la consistenza dei danni che dopo verranno poi segnalati al nostro ente regionale che è AVEPA. Questo consentirà dopo eventualmente di aprire stato di calamità o meno a seconda dell'entità dei danni che si sono registrati su strutture e soprattutto sulle coltivazioni. Quindi saranno necessari almeno alcuni giorni per consentire ai tecnici, purtroppo visto anche il periodo solitamente feriale in cui gli uffici sono chiusi o sono ancora in corso di riattivazione dopo il periodo di Ferragosto, per consentire quindi al sopralluogo caso per caso di quelli che quindi sono stati purtroppo i danni. Quindi non avete ancora un'idea, diciamo, precisa, non avete ancora un'idea, non dico precisa, ma insomma così indicativa. Adesso io non mi sento più di nuovo. Niente, allora evidentemente siamo sfortunati con i collegamenti quest'oggi. Salvan, io la ringrazio per essere stato con noi, spero che riusciremo magari a risentirci per approfondire meglio queste tematiche, perché c'era anche un'altra questione che mi sarebbe piaciuto affrontare con lei quest'oggi, ed era quella relativa alla manodopera, alla difficoltà di reperire manodopera soprattutto stagionale. Si sta avvicinando il momento della vendemmia e del periodo della raccolta delle mele, e sappiamo che il problema non è un problema da poco, sia per quanto riguarda appunto il settore ortofrutticolo, sia proprio per quanto riguarda anche quello della vendemmia in particolare. Niente, ancora Salvan non c'è, allora io direi che possiamo salutarlo, lo ringraziamo per questo collegamento, sperando di riuscire poi un'altra volta magari ad approfondire meglio questi temi. Veniamo alla cronaca e andiamo a Cairano San Marco, in provincia di Treviso, a vedere i danni che un furioso incendio scoppiato nel seminterrato di un condominio ha provocato l'altra notte. Il servizio. Ieri sera alle 8 di sera c'erano le fiamme che venivano fuori dal condominio, dal garage. Veniva su dai bocche del lupo il fumo, Il fumo veniva su da tutte e l'avvolgeva tutto il stabile. Faceva anche impressione, So che da qua te vedete, è un fungo atomico, una roba. Testimonianza del furioso incendio che si è sviluppato ieri sera nei sotterranei di questi condomini tra via Sant'Antonio e via Cadore a Cairano di San Marco. Un pomeriggio di Ferragosto scivolato via serenamente fino a quando da queste bocche di lupo ha iniziato ad uscire del fumo acre.
Sotto ci sono 8 auto parcheggiate e diverso materiale negli 11 garage dei 3 condomini. Subito sono arrivati i vigili del fuoco da Montebelluna, Asolo e da Treviso, che nel giro di un'ora e mezza sono riusciti a spegnere le fiamme partite da un solo garage andato completamente distrutto, mentre l'abitazione sovrastante al momento è stata dichiarata inagibile. Nessun ferito o intossicato dal fumo, che comunque ha invaso tutti gli appartamenti, annerendo anche la facciata di una delle abitazioni. Danni ingenti anche per gli altri condomini e in genere per tutta la struttura sotterranea. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Montebelluna per stabilire le cause del rogo. Scattata subito l'ipotesi del barbecue ancora rovente riposto in garage dopo la grigliata, Ferragostana si propende per un cortocircuito di natura accidentale. Questa mattina nuovo sopralluogo dei carabinieri ai garage ancora interdetti ai proprietari. Bisogna aspettare. L'amministratore ha detto che bisogna aspettare che arriva l'assicuratore. Ecco, allora apriamo una parte della nostra diretta dedicata alla scuola, perché abbiamo in collegamento Marta Viotto della CGIL Scuola del Veneto per fare il punto sulle nuove regole che sono state approvate proprio in queste ultime ore per il ritorno in classe in sicurezza. Regole anche che stanno facendo molto discutere, sollevando anche non poche polemiche. Buongiorno Marta Viotto, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Buongiorno, allora sì. Vediamo innanzitutto di capire esattamente che cosa prevedono questi nuovi regolamenti che sono stati poi alla fine approvati tra governo e parti sociali. Uno dei punti più dibattuti è proprio quello del tampone al personale scolastico non vaccinato. Ecco, allora, giusto per chiarirci, noi abbiamo sottoscritto insieme a CISL, UIL e SNALS il protocollo d'intesa che dovrebbe regolare l'avvio dell'anno scolastico rispettando le norme di sicurezza. È un protocollo d'intesa importante perché responsabilmente abbiamo ritenuto che dentro a questo protocollo ci siano sia dei comportamenti da rispettare e anche siamo riusciti ad ottenere un organico aggiuntivo, cosa che non era assolutamente scontata, per garantire lì dove ci sono delle classi numerose e fino ad avere questo organico in più per poter eventualmente stoppiare le classi, per mantenere il distanziamento almeno di 1 metro, cosa che anche qui non era scontato perché il rapporto che avevamo ricevuto dal Comitato Tecnico Scientifico prevedeva sì quel distanziamento, ma qualora non fosse stato o possibile rispettarlo, dovevamo ipotizzare il mantenimento quindi del dispositivo di sicurezza quale la mascherina. Per cui ottenere questi passaggi sia dal punto di vista delle risorse economiche messe in campo legate all'organico affinché possano essere rispettate le misure di sicurezza a partire dal distanziamento non è assolutamente cosa da poco in questa fase. Poi all'interno di questo protocollo ci sono tutta una serie di norme che regolano l'entrata, la pulizia dei locali, l'aerazione dei locali, le uscite e ovviamente viene anche disposto appunto eventualmente dei tavoli con l'USR, con le organizzazioni sindacali, con gli enti locali, con i servizi igienici per poter ricevere segnalazioni, intervenire lì dove ci sono delle criticità significative. È chiaro che questo dovrà essere un tavolo permanente che dovrà quindi raccordarsi
col tavolo e eventualmente aggiornarsi anche su questo protocollo di sicurezza e prevedere anche degli accordi con le aziende sanitarie o con strutture diagnostiche convenzionate per effettuare tamponi diagnostici al personale della scuola. Allora, il protocollo d'intesa noi l'abbiamo sottoscritto perché crediamo che responsabilmente dentro a quelle regole e a tutto quello che potevamo ottenere fosse importante. Per quel che riguarda invece la polemica che nasce, che anche la stampa, come dire, si dibatte in questi giorni, appartiene al decreto legge, quello del 6 agosto, il numero 111, che prevede l'obbligatorietà del Green Pass. Ecco, forse la politica doveva legiferare con un po' più di coraggio, perché io penso che doveva legiferare sull'obbligatorietà del vaccino. Ora è chiaro che se legifera sul Green Pass, di conseguenza per ottenerlo anche chi non è in possesso attualmente del Green Pass dobbiamo sostenere la diagnosi del tampone sia per quei soggetti fragili ma anche per quelli che hanno fatto scelte diverse. Tuttavia è un decreto legge, noi abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa. Quindi questa è la situazione. Ecco Viotto, l'Associazione Nazionale dei Presidi si è dichiarata fortemente contraria al fatto che il tampone di quegli insegnanti o comunque del personale scolastico Novax venga pagato dalla collettività, tant'è che poi c'è stata questa circolare del Ministero dell'Istruzione che ha fatto appunto chiarezza dicendo che chi non vuole vaccinarsi il tampone se lo dovrà pagare, se non sbaglio, no? Mentre il tampone gratuito sarà riservato per esempio a quei soggetti fragili che invece il vaccino non lo possono fare. Allora, intanto vorrei, almeno per noi nel Veneto, ma così anche per altre regioni, noi non siamo ancora in possesso dei dati sulla popolazione scolastica vaccinata, sul personale scolastico vaccinato. Noi abbiamo dei dati che ci sono stati forniti più di 20 giorni fa e parliamo di una platea vaccinata pari al 95%. Quindi i numeri sono veramente irrisori da questo punto di vista. Avevamo chiesto all'epoca, ancora un anno fa, che per il personale scolastico ci fosse una corsia prioritaria per sostenere la vaccinazione. Ci abbiamo sempre creduto alla campagna vaccinale, questa poi è stata sospesa innescando tutta una serie di problemi. Io credo che, ribadisco, oggi il Green Pass stabilito per decreto legge è obbligatorio. In questo senso diventa obbligatorio averlo, per cui chi non è in possesso dovrà sottoporsi al tampone qualora non decida di vaccinarsi, anche se ritengo e vorrei invitare quei pochi rimasti a riflettere su questa posizione. Ma è anche vero che noi per andare sul posto di lavoro dobbiamo garantire che quel tampone sia un tampone garantito e gratuito. Non è possibile pensare che il personale possa sostenere una spesa settimanale, presumiamo, per sottoporsi al tampone. Lo abbiamo voluto obbligatorio il Green Pass te lo concedo nel momento in cui hai un tampone negativo, di conseguenza nel protocollo d'intesa questo passaggio risulta ed è stato sottoscritto da quelle organizzazioni sindacali e concordato con il Ministero. I tamponi dovrebbero essere, ma saranno oggetto poi di chiarimento e di disposizioni ulteriori consegnate ai dirigenti, dovrebbero essere quindi garantiti.
Penso che tuttavia il problema del vaccino, così come lo abbiamo voluto sottoscrivere dentro a quel protocollo, non possa risolvere i problemi che da anni viviamo all'interno della scuola, che è quello dato degli organici. Io capisco i dirigenti si troveranno a dover gestire ancora una volta l'emergenza che è data sia dal personale di ruolo e sia dal personale precario, sia da strutture con un'edilizia scolastica in molti casi problematica. Noi viviamo il problema dei trasporti, che io mi auguro che il Green Pass non accorci né le distanze e nemmeno quella percentuale che era fissata fino a giugno, cioè al 50%. Ecco, noi dovremo affrontare, e ovviamente siamo sempre in ritardo, per poter riaprire in sicurezza. Ecco, sicuramente lei accennava anche alla questione dei dati, no? Sicuramente almeno nella nostra regione la percentuale di insegnanti e di personale scolastico non vaccinata è bassa, il dato preciso però non si sa e non è in possesso nemmeno l'ufficio scolastico regionale per una questione di privacy e quindi di difficoltà di incrocio, no, del dato sanitario con quello degli uffici scolastici e delle scuole. Ma secondo lei è giusto che in una diciamo questione come questa ci sia la privacy? Nel senso, le faccio questa domanda perché ci è arrivata in redazione una lettera di una mamma che mi ha colpito, perché è la mamma di una bimba disabile che è ancora troppo piccola per poter essere vaccinata e ha l'insegnante di sostegno. Questa mamma dice: io vorrei sapere se l'insegnante di sostegno che sarà a contatto con la mia bambina per tante ore al giorno è vaccinata oppure no. In questo caso, secondo voi, insomma, del sindacato, no, è giusto che la privacy io credo che sia un diritto di quella mamma, assolutamente, come un diritto universale tutelare la salute. Allora, le disposizioni che attualmente hanno ricevuto appunto i dirigenti scolastici, che poi delegheranno quindi al personale anche amministrativo, e su questo ci sarà un supporto, sarà appunto quello di prendere visione. Noi al 1° settembre normalmente si effettuano presso le istituzioni scolastiche i collegi docenti, quindi parliamo di un assembramento di 100-110, arriviamo anche a 200 docenti in un'aula magna tutti insieme, e quindi il dirigente scolastico sicuramente dovrà prendere visione. Allora, tutelare il dato sensibile cosa significa? Probabilmente non acquisire agli atti quel certificato, ma l'esibizione al momento dell'ingresso o rispetto al possesso del Green Pass, così come avviene in altri luoghi pubblici dove è previsto una maggior frequentazione. In questo caso il dirigente sarà chiamato a visionare e a prendere atto, altrimenti non possiamo parlare di quanti docenti. Dobbiamo dare degli strumenti ai dirigenti scolastici affinché possano essere certi di svolgere quel ruolo che gli viene chiesto dal Ministero. Certo. Però su questo è già arrivata un'indicazione, e in questo senso io capisco che è un'attività di gestione che aggrava ancora una volta tutta una serie di azioni che le scuole purtroppo negli ultimi anni sono chiamate continuamente a rispondere, e anche lì con un personale sottorganico. Ma credo che proprio per quella mamma, e non solo, per il collega che è vaccinato e per il collega che ha sostenuto il tampone, tutti dobbiamo essere certi che le persone che entrino, tanto è vero che il protocollo d'intesa lo stabilisce in modo chiaro, che entrino dentro in quell'istituzione scolastica devono essere in possesso
del Green Pass. Certo, devono essere in un ambiente insomma il più sicuro possibile, nei limiti di quanto possiamo fare. Marta Viotti, io la devo salutare dalla regia, mi stanno chiamando alla pubblicità. Grazie mille per essere stata con noi, buona giornata, un saluto, grazie. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, parliamo ora di turismo, abbiamo in collegamento Marco Michielli, presidente di Confturismo del Veneto. Buongiorno Michielli. No, non c'è Michielli, allora noi andiamo avanti con la cronaca, proseguiamo con la cronaca perché ci sono anche delle altre notizie relative ai furti che si sono verificati in queste giornate festive a ridosso del Ferragosto, in modo particolare in provincia di Treviso alcune abitazioni sono state prese di mira dai ladri, vediamo. Ecco, dovremmo vedere il servizio sui furti che si sono verificati appunto in queste giornate. In particolare il collega Francesco Ceron ha sentito una famiglia di Candelù che è stata svaligiata, la cui casa è stata svaligiata dai ladri, pensate, mentre in giardino la famiglia stava festeggiando un compleanno assieme appunto ai propri amici. Vediamo il servizio. Casa svaligiata mentre in giardino in 17 festeggiavano un compleanno. Una serata finita male, quella di venerdì in Via della Libertà a Candelù per la famiglia Zampieri. In casa mia mi hanno rovesciato la casa da sotto sopra. Noi eravamo a pranzo, a cena in 17 là, con 7-8 uomini che se li pescavamo non so cosa succedeva. Noi eravamo qua in 17, al tavolo abbiamo fatto festa di compleanno del mio fratello. Io ho portato dentro il primo coso di piatti e loro erano già, credo, passati. Però dopo mi sono accorta a luna, là, quando siamo andate a letto, che avevo tutti i cassetti. Non hanno fatto un cassetto solo così, ma tutti i cassetti, perfino qua in garage, che qua, guarda, qua dentro ho il garage e l'armadio, ho aperto tutte le borse, tutto fin qua, e noi eravamo là. I malviventi sono entrati dalla tapparella al piano terra, quella della stanza da letto della signora Fedora. Dopo sono tornati sabato sera, ma sempre presto, 9:30 anche sabato. E sono scesi dalla macchina e si sono dileguati in mezzo ai campi e la macchina stava facendo retromarcia per andarsene e urlando, facendo rumore, uno è risalito, gli altri si sono dileguati comunque. Gli Zampieri hanno esploso anche dei petardi per farli allontanare, restano l'amarezza e l'inquietudine. Si resta in allerta, quindi non si dorme più tranquilli. Ladri, probabilmente gli stessi, che sempre sabato sera sono stati visti scappare a piedi dalla casa confinante, mentre ieri sera, a Ferragosto, altri malviventi erano in azione a Bibandi Carbonera, in vicolo Casette, a casa di un'altra Zampieri, Cinzia, come testimoniano le impronte ancora a terra. Non sono riusciti ad entrare. Certo. Tutto qua. Adesso sì, adesso, più che altro adesso. Non al momento, però quando ce ne siamo accorti un attimo di pensiero, ma oggi più di ieri. Stradina abbattuta dai ladri, visto che solo una settimana fa dei malviventi si sono arrampicati sulla grondaia di questa casa raggiungendo il primo piano, mentre la famiglia era all'interno a guardare la televisione, lasciando dietro di sé, anche in questo caso, danni e sconcerto. Eccoci, allora siamo nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, vediamo ora se riusciamo a collegarci con Marco Michielli, presidente di Confturismo del Veneto. Buongiorno Michielli, mi sente ora? Sì, benissimo, grazie. Ottimo, ottimo, perfetto. Allora, cominciamo dai numeri, no? Perché abbiamo visto che in queste giornate, delle settimane, insomma delle 2 settimane clou dell'estate, davvero ci sono dei numeri più che soddisfacenti per quanto riguarda le presenze turistiche nella nostra regione, quasi inaspettati direi.
Ma in realtà così massicce, intanto dividiamo in due discorsi. Le presenze ci sono fortissime, stiamo tutti stralavorando, tutti i settori del turismo stanno stralavorando, purtroppo ancora ad eccezione delle città d'arte che stanno soffrendo della mancanza di tutto quel turismo oltreoceanico, diciamo, quelli che arrivano in aereo in buona sostanza. Finché non ci sono i voli dagli Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone, eccetera, purtroppo le città d'arte, esattamente come succede a Roma e a Firenze, stanno soffrendo ancora moltissimo. Invece, per quel che riguarda il leisure, con grande soddisfazione, è strapieno sostanzialmente dappertutto. Noi ci aspettavamo un luglio-agosto piuttosto corposo, infatti avevo parlato di ripartenza quest'anno, ma non ci aspettavamo la valanga effettivamente di persone che sono arrivate, dovute, secondo la nostra analisi, dal sconsiglio che è stato dato di andare in Spagna, sconsiglio di andare in Grecia, per cui moltissimi italiani, abbiamo visto un ritorno massiccio degli italiani anche in località come quella dalla quale vi parlo, che è Bibione, che viaggia al 70% normalmente di presenze straniere. Anche qui massiccio importante ritorno degli italiani geolocalizzati, se mi passa l'espressione, cioè italiani di prossimità. La sensazione che abbiamo non è un dato analitico, ma è una sensazione forte, è che rimangano nel raggio dei 200-300 km da casa, quindi molti padovani, mi lasci dire, piuttosto che veronesi, anziché andare in Puglia o in Sicilia o in Sardegna, si sono riversati su spiagge più vicine o sul lago di Garda e quindi ci stiamo avviando a una stagione che, se non avesse avuto maggio e giugno pessimi, poteva molto probabilmente fare il record per quel che riguarda, ripeto, il solo settore del leisure, quindi mare, monti, lago, eccetera. Poteva essere una stagione da incorniciare, sarà comunque una stagione da incorniciare, sia chiaro, perché è la stagione che segna la ripartenza post-Covid, e sto tenendo dita incrociate e toccando ferro mentre lo dico. Sicuramente lo facciamo tutti, no? Incrociamo davvero le dita in vista dell'autunno. Ma Micheli, volevo farle una domanda per quanto riguarda il personale e l'occupazione nel settore turistico, no? Ci eravamo sentiti diverse settimane fa con questa difficoltà che c'era da parte di molte imprese del settore del turismo nel reperire la manodopera stagionale, vuoi perché alcuni stranieri sono ritornati nel loro paese, vuoi per vari incentivi statali che come dire, avrebbero in qualche maniera disincentivato. Attualmente, vista insomma la grande richiesta che avete a seguito di questo boom di prenotazioni, la situazione com'è? Guardi, se lei parla con qualunque operatore del settore, trasversalmente parlando, a partire dai ristoranti e passare per i negozi, alberghi, villaggi turistici, le spiagge, siamo in asfissia in questo momento, con una pressione fortissima perché siamo strapieni, mancano figure, ma ne mancano in modo massiccio. Credo di poter dire, a titolo esemplificativo, che non c'è un ristorante un po' grandino che non manchi di almeno 2 figure. Un albergo che ne manchi di 5, un villaggio turistico di 20-30, le spiagge lo stesso non riescono a trovare i bagnini, e questo è un problema che dovrà trovare soluzione, perché le assicuro le facce dei miei colleghi, forse si vede anche la mia, sono piuttosto tirate, perché lei capisce, avere la casa piena, avere il ristorante pieno e non essere in grado di poter serenamente affrontare con dei turni normali, con il solito normale lavoro, insomma il solito diciamo il tran tran, ecco, dover essere in emergenza costante è un qualcosa che fa male al cuore. Ecco, ma come mai secondo lei questo? Ma ha enunciato lei in buona sostanza quelle che sono le cose. Io mi permetto di aggiungere una cosa. Sono anni che noi stiamo osservando una disaffezione verso il nostro settore, che è dovuta al fatto che gli italiani non vogliono più lavorare il nostro lavoro che si fa di sabato e di domenica, pacifico. È un lavoro che si fa quando un cliente è al tavolo, non è che suona la campanella
come può essere in un ufficio pubblico, in una fabbrica, alle 5 suona la sirena, tutti si alzano, vanno via, mollano il pezzo lì. Il cliente si ferma al tavolo del ristorante e guardi che il cliente siamo lei e io, siamo tutti gli spettatori che ci stanno sentendo, che se il ristorante ha il termine di chiusura a mezzanotte, volentieri a mezzanotte e un quarto, a mezzanotte e mezza siamo ancora lì a finire l'ultimo goccio con gli amici. Ecco, è un mestiere che presuppone un minimo di sacrificio, questo sicuramente sì, però è anche un mestiere che dà tante soddisfazioni. Ecco, le retribuzioni è un discorso nel quale non voglio nemmeno entrare, perché le retribuzioni nel nostro settore a contratti collettivi nazionali sono almeno di 200-300 euro più alte di quella che è la contrattualistica dell'industria, però vediamo l'esodo di operatori nostri che vanno a lavorare in fabbrica, perché in fabbrica magari guadagnano meno, hanno meno soddisfazione, fanno un mestiere più, fra virgolette, alienante, eccetera, però alle 5 finiscono e il sabato e la domenica sono liberi. Questa è la realtà italiana. Ora, o noi riusciamo a invertire questa cosa per tornare ad avere italiani, oppure l'unica risorsa è quella di rivolgerci a un mercato straniero, che è un mercato difficile, perché lei capisce che gli inglesi, quando importano, mi perdoni il brutto termine, pakistani o indiani, importano, fra virgolette, dalle ex colonie gente che l'inglese lo sa già. Quando noi andiamo in cerca di personale abbiamo bisogno al minimo che conosca 4 H della lingua italiana. E la nostra richiesta, per esempio sulle spiagge, ma in realtà in genere dappertutto, è il tedesco. E lei non riesce a trovare cittadini di paesi che potrebbero essere contributori di manodopera che abbiano questo tipo di preparazione. E poi mi lasci dire, a me personalmente piace molto quando vado in Grecia essere servito da un greco, quando vado in Tunisia da un tunisino e in Italia da un italiano, perché respiro compiutamente l'atmosfera e l'aria di quel paese. Ecco, speriamo quindi che tanti giovani sappiano cogliere anche questa occasione della ripartenza del turismo per rimettersi in gioco, no? in questo settore. Michele, io la devo salutare perché ha finito il tempo a nostra disposizione. La ringrazio per essere stato con noi, la lascio tornare a lavorare. Allora, visto che siete così presi, avete davvero tanto da fare, fortunatamente, in questo Ferragosto 2021 della ripartenza del turismo. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro a Marco Micheli, presidente di Confturismo Veneto. Grazie, arrivederci. Un saluto, grazie. E grazie naturalmente anche a tutti voi telespettatori per averci seguito. L'appuntamento è naturalmente come sempre alle 18:30 con il TG del Veneto. Arrivederci.